l'assemblea, aprire l'assemblea. Vi chiediamo di prendere posto e di rispettare il silenzio, così si sente e va tutto meglio. Allora, intanto mi presento, per chi non mi conosce, sono Vincenzo Pellegrino, appartengo al Comitato Diritto alla Città, che è il promotore anche della rete, si è fatto promotore della rete dei comitati cittadini, che organizza appunto l'evento di questa sera, l'iniziativa di questa sera. Diciamo subito che è passato un po' di tempo dall'ultima assemblea che ha organizzato il nostro comitato. Facciamo riferimento all'assemblea che si è svolta al Museo dei Grandi Fiumi, che ha avuto una grande partecipazione, se vi ricordate, per chi era presente, e in quell'occasione abbiamo messo tanta carne al fuoco, e parte di questa carne siamo anche riusciti a cucinare, nel senso che, seguendo appunto la metafora, siamo riusciti a far nascere questa rete dei comitati cittadini, cosa appunto di cui si era parlato in quella serata, e questa rete appunto ha maturato una serie di percorsi e in questo periodo si è concentrata in particolare sulla questione del passante nord. Credo che sia giusto rivendicare ai comitati il ruolo che ha avuto, l'importante ruolo nel portare al centro del dibattito pubblico cittadino la questione del passante, un'opera importante e di grande rilievo sulla città che rischiava di passare un po' alla chetichella di come dire, andare avanti senza la dovuta attenzione. E da questo punto di vista abbiamo verificato anche una sorta di risveglio, forse un po' all'ultima ora, un po' in extremis della politica cittadina, dei vari rappresentanti politici in seno, in particolare al Consiglio Comunale, e questa cosa c'è chiaramente molto gradita, ovviamente a condizione del fatto che si tratti di un'autentica volontà di intervenire sulla realizzazione di questo passante, di quest'opera, per ragionarci e per vedere quale sia la soluzione migliore, e soprattutto per fermare l'ipotesi del tracciato su del Ceresolo, e che non si tratti semplicemente insomma, di propaganda politica, anche perché chiaramente siamo in periodo preelettorale. Quindi, ecco, questa è una chiara precondizione perché poi insomma, tutto il ragionamento che si fa nei confronti dei rappresentanti politici abbia un senso. Però intanto diciamo che lo spirito della serata è uno spirito di servizio, perché noi vogliamo si ripete il problema. Allora dicevamo appunto che il senso della serata è formato da uno spirito di servizio, nel senso che noi vorremmo in questa serata fare l'informazione su questo progetto che è mancata, che facciamo in supplenza diciamo, di quello che avrebbe dovuto fare il committente, cioè Veneto Strade, e il comune di Rovigo. Voi sapete bene che esiste e secondo logica il dovere di informare i cittadini in caso di realizzazione di opere che abbiano un impatto sulla vita appunto delle persone della città. In questo caso l'informazione è del tutto mancata, torno a dire il progetto probabilmente sarebbe andato avanti fino a trovarsi appunto le busche all'opera, alla realizzazione dei lavori, e quindi sarebbe diventato tutto molto più difficile e molto più problematico. Fortunatamente siamo riusciti appunto a aprire una discussione su questa importante opera e appunto siamo qui stasera per cercare di illustrare e di spiegare ai cittadini. Torno a dire appunto che ringrazio tutto il pubblico intervenuto, tutti i cittadini che sono qua e anche io. Allora, scusate, mi dispiace. Ecco, vorremmo adesso illustrare i vari interventi, le varie relazioni che si succederanno e che appunto hanno innanzitutto lo scopo di informare, di fare informazione sul progetto e di illustrarlo. La prima relazione è affidata all'architetto Emanuele Dell'Occo, che ho qui a fianco, che è il DIAPE dell'associazione Architetti per Esigenza, e che è stata un valido aiuto diciamo, in tutto questo percorso di analisi e studio del progetto, ed è stato, come si può dire, il nostro braccio tecnico nell'affrontare tutta la problematica, nello studiarla e nell'approfondirla, nonché nella redazione di tutte le osservazioni. Voi sapete che sono state presentate 1500 osservazioni a Veneto Strade, al Comune di Rovigo, alla provincia, proprio in relazione a tutta la serie di impatti, di effetti negativi che avrebbe la realizzazione dell'opera sul quartiere e sulla città. Questa disamina sarà di natura prettamente tecnica e
e poi diciamo i vari passaggi successivi. Quindi questa è la prima relazione che andremo a esporre. In seguito ci sarà l'intervento di Vincenzo Bellinello in rappresentanza del Comitato Commenda Est, che metterà in rilievo tutti gli effetti negativi, nefasti che avrebbe la realizzazione dell'opera sul quartiere, sulla Commenda, e chiaramente ci sarà una disamina dei vari aspetti. L'altro intervento che farà seguito è quello del dottor Paolo Pieracci, medico geriatra, che esaminerà e valuterà, metterà in rilievo tutti gli aspetti medico-sanitari legati alla realizzazione dell'opera. Seguirà poi l'intervento, la relazione del presidente del provinciale del WWF, Eddie Boschetti, che ci aiuterà a capire quale sarà l'effetto, l'impatto dell'opera sull'ecosistema che si è sviluppato in quell'area, in particolare per quanto riguarda il bosco di Vierasco, che crediamo sia un elemento preziosissimo per la città e che non vada assolutamente né distrutto ma neppure danneggiato, anzi valorizzato. Ci sarà un intervento poi di Giacomo Gasparetti in rappresentanza della rete degli studenti medi, che anche loro vogliono dire la propria su quest'opera, e penso anche più in generale sulla questione della partecipazione dei giovani, non solo dei giovani, alla vita della città e alle scelte che si operano a livello di governo. L'altro intervento, l'altra relazione sarà a cura dell'architetto Carlo Costantini, che è un esperto di pianificazione territoriale e che è un conoscitore anche dei complessi meccanismi che sono presenti a livello regionale e che vedono, come dire, una sorta di coacervo tra interessi economici e politica, e speriamo che la sua relazione ci serva ad illuminare anche questi particolari aspetti, che poi, come dire, sono quelli che in qualche modo sono prioritariamente da affrontare e da combattere in relazione a questo genere alla realizzazione appunto di questo intervento. Ci sarà un altro intervento poi di Emanuele Dall'Occo, solo in una seconda fase, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, nel senso che poi vorremmo vedere un po' più nel dettaglio quelli che sono gli effetti anche sulla sistemazione urbanistica della città, che chiaramente avrebbero meno molte possibilità di miglioramento della città, sia sul piano urbanistico che della mobilità e che del verde e della valorizzazione appunto del verde. Interverrà poi, come ultima relazione in programma, l'avvocato Matteo Cerutti, che credo non abbia assolutamente bisogno di presentazione, è un noto avvocato che si è sempre impegnato in materia ambientale e che quindi credo farà una disamina sotto il profilo giuridico delle varie questioni che questo progetto ha messo in campo. Vogliamo tutti quanti essere molto spiegati, quindi come avete visto noi siamo muniti di sveglie, ne abbiamo messo qua una bella mostra, perché tutte le relazioni saranno contenute anche 10 minuti al fine di consentire poi l'apertura di un dibattito e daremo la voce ai cittadini, al pubblico, insomma, quindi avete la possibilità di esprimervi. E chiaramente abbiamo visto tra il pubblico molti consiglieri comunali e non solo, chiaramente anche a loro sarà data la parola nel rispetto appunto dei tempi, di interventi molti anche della provincia, certo, anche della regione e della città. Appunto, quindi chiederemo a tutti, compreso al pubblico, interventi concisi, significativi e il più possibile appunto centrati rispetto al tema. Chiaramente poi faremo una conclusione, ma comunque ci sarà la possibilità eventualmente di nuovi interventi anche da parte dei relatori, perché se ci saranno delle domande, delle richieste, degli approfondimenti eccetera, i relatori sono qua a disposizione per dare delle risposte. Passo subito quindi la parola all'architetto Emanuele Dall'Occo, che adesso ci parlerà, appunto, ci illustrerà il progetto sotto profilo tecnico. Buonasera a tutti, quindi sono presentato già 2 volte lui, quindi Vincenzo. Si sente abbastanza bene? Allora, io adesso vi inserirò un attimo il passante in quello che è la città. Immagino che un po' tutti ormai oggi avete idea di quale sia l'opera. Quindi
abbiamo la strada di Rovigo, la parte nord, quindi con il Ceresolo che si vede fare l'ANSA intorno all'ex ospedale psichiatrico, venire verso est e quindi attraversare la tangenziale. La passante nord, così come pensata da Veneto Strade, nell'ultima revisione, e quella che è stata inserita nel PAT, unisce proprio la rotatoria esistente sopra via Mafalda di Savoia e via Colbe con la rotatoria detta di Pitarello, che è sulla statale Peruana. Queste sono questa si vede come si sviluppa sotto il Ceresolo e come si avvicina e come si interseca nella rotatoria. Poi dopo vedremo anche un po' di inserimento proprio di questo punto. Allora qui vediamo che abbiamo una distanza di 25 metri dall'edificio di Casa Serena, quello di riposo, 16 metri dagli edifici di Via Bramante, che sono senz'altro più vicini, e poi abbiamo le scuole, quindi con una media che va dai 100 metri ai 130-140 metri, poi 70 metri con quello che riguardano l'abitato di via Mafalda di Savoia. Anche meno? Sì, allora sono meno dalla duna, qui adesso base duna sono meno? Dalla strada sono l'asse probabilmente stradale. Ecco, andiamo nella sezione così vi rendete conto cos'è la duna. Allora, praticamente a riparo soprattutto acustico di questo intervento verrà realizzato, adesso in verità già c'è una revisione 3, è stata un po' sviluppata e anche mostrata nell'ultimo consiglio comunale tra Vigili Gentili, dove sembra che questa duna sia già stata eliminata, forse anche giustamente. Io cercherò di non dare apprezzamenti né positivi né andare a trovare delle soluzioni negative a questo progetto, però è veramente difficile a volte. Allora questa duna sarebbe alta 5 metri, adesso dico sarebbe stata alta perché c'è stata comunque già una variante, però ve la mostro come è agli atti, perché noi agli atti oggi abbiamo questo. Quindi sono 5 metri di duna in terra armata più 3 metri di pannello in legno, al tempo del legno. Vedete la proporzione con una persona. Questa duna arriva fino a questo punto, cioè in relazione al Parco Cibotto. Quindi copre, o dovrebbe coprire dal punto di vista acustico, gli abitati che abbiamo visto prima fino a Mafalda di Savoia. L'ultima parte in cui si connette con la rotatoria non è più prevista. Perché? Allora, da un lato per il fatto proprio geometrico che la rotatoria è sopraelevata, cioè si trova già a un'altezza come l'argine del Ceresolo per poter, come era prevista, far passare la strada su via Calattafini e piena della. Quindi la duna, se seguisse la strada fino ad arrivare a quella rotatoria, lì probabilmente arriverebbe intorno agli 8 metri d'altezza, cosa che non è stata fatta. Un altro motivo possibile è quello del fatto che nella relazione acustica presente nel progetto questi abitati non c'erano, quindi è possibile anche pensare che non sia stata prevista per questo. Comunque dal punto di vista geometrico è veramente difficile. Qui vedete un po' di inserimento di come questa duna sarebbe nella zona, siamo quasi all'intersezione con la rotatoria di Pitarello. Eccola. Ecco, queste sono elaborazioni che sono state fatte dalla nostra associazione, in quanto Veneto Strade e i progettisti non avevano adottato il progetto di queste cose. Quindi risultava difficile ai cittadini, oltre a venire in possesso della cartografia, anche se fossero venuti in possesso della cartografia, difficilmente avrebbero capito quello che realmente sarebbe successo. Allora vedete la situazione attuale e l'intersezione così come è prevista. Io sono stato abbastanza stupito nel Consiglio Comunale del fatto che il progettista abbia detto abbiamo già previsto, viste le osservazioni, insomma, di cambiare questa situazione. Cioè praticamente qui vedete come un mezzo in arrivo da est
e sia che si trovi a essere in direzione per andare verso l'Endinara, intersechi i tre flussi che andrebbero verso nord in maniera abbastanza quanto pericolosa. Mi viene da pensare, perché sono un po' preoccupato, perché da come è stata posta la cosa sembrava che, viste le osservazioni che dicono questa cosa qui, allora vado a ricorrere un po' ai pali, il che fa pensare che se le osservazioni non ci fossero state questa cosa non sarebbe successa. Non lo so, a meno che non stiamo pensando di oltre i 6.100.000 euro previsti per la passante nord, c'erano già in mente a qualcuno altri soldi da spendere in questo innesto. Qui vedete un'altra posizione dove si notano le alberature oggi esistenti, dove verrebbe posizionata la duna, che passerebbe veramente molto vicino, abbiamo visto prima quei 16 metri da questa abitazione, per dopo essere piantumate delle nuove alberature, senz'altro di altre caratteristiche, sicuramente di assorbimento dell'ossigeno, sicuramente di capacità anche di riuscire a mascherare questa duna, e anche di valore storico. Dopo su questo scenderà magari meglio la Di Boschetti. Vi faccio vedere delle foto satellitari dove effettivamente passa, quindi vedete che unisce le due rotatorie, quindi ecco, vedete questa abitazione, da qui alla duna del Ceresolo lì ci deve stare la duna armata e la strada. Stiamo parlando di una strada che comunque 12 metri di larghezza, cioè qua veramente non credo che gli abitanti di questa casa avessero in mente di quello che sarebbe successo, cosa che ci siamo resi conto anche andando a parlare con gli abitanti di questa nuova utilizzazione. Forse è un po' spiacevole da dire, perché si pensa sempre alla cittadinanza che magari sia attiva e sia attenta su tutte le cose che la riguardano, e invece ci siamo resi conto che almeno il 95% di quelle persone non sapevano di a cosa stavano andando incontro. Questo può essere insomma stata colpevole da parte del cittadino, però senz'altro la pubblica amministrazione non ha mostrato molto bene il progetto. E andiamo a vedere per particolare. Qui è una slide che riguarda la doppia rotatoria a cavallo della tangenziale. Sento molto parlare del fatto che questa opera qui sia stata posizionata lì anche per risolvere il fatto di aver già realizzato questa rotatoria, e quindi si va a giustificare un'opera. In verità, nonostante tutti abbiamo un po' la sensazione che quell'opera abbia dell'inutile, in realtà una sua utilità ce l'ha. Mi permette da un flusso in arrivo da est, da Adria, di proseguire verso sud sulla tangenziale, quindi passo sotto la tangenziale e proseguo verso sud. Altra utilità è per chi arriva da nord e voglia andare in direzione Adria senza passare davanti all'ospedale, questo diciamo solo ai mezzi pesanti probabilmente, e anche per chi voglia effettuare un'inversione euro. Quindi questo è un po' il dato di fatto. Se poi dopo qualcuno volesse scendere un po' particolari, forse ci sono tante cose da dire in verità, adesso sono veloce, però una cosa su cui bisognerebbe parlare è un attimo questo dei pali che infissi nel terreno, che servono a sorreggere la soletta, perché il terreno è torboso, non è diventato torboso negli ultimi anni, è sempre stato, e quindi potrebbe essere un errore progettuale, potrebbe. Sono dei pali di profondità 14 metri, ogni 2,38 metri, 2,38 m è leggermente più ampio della mia apertura. Quindi sono 1.300 pali per una spesa complessiva di circa 600.000 euro per tenere sulla strada in quel punto lì, ed è una soletta di cemento armato. Dopo magari su quello che sono le spese le approfondiremo anche un po'. Io direi che per avere un'idea di che opera stiamo andando a discutere questa sera, ecco, penso che sia sufficiente. Vincenzo Bellinello, in rappresentanza del comitato Comenda Est.
io non sono un oratore abituale, per cui me l'ho scritto e non riesco a fare andare a braccio. Buonasera. All'inizio del mio intervento vorrei sottolineare un aspetto che è stato ricordato da alcuni giornali. Nella conferenza stampa dei comitati di mercoledì scorso, nell'ultimo intervento, sono state chieste le dimissioni del sindaco a nome dei comitati. Non mi sono prontamente espresso, i giornalisti sono usciti, di conseguenza hanno scritto correttamente quello che era stato detto. Anzi, faccio un plauso alla stampa che ha seguito molto bene la vicenda del passante Nord. Ma forse non è necessaria la testa di qualcuno, ma piuttosto che il Consiglio Comunale lavori a difesa della salute fisica dei cittadini e dell'ambiente e cerchi una soluzione positiva del problema, che deve avvenire con un accordo anche di tipo trasversale, diciamo, no? Questa è una precisazione che volevo fare, anche perché a nome del Comitato Apomenda Est che rappresento. Ma partiamo dal Consiglio Comunale del 15 scorso, giornata importante per il rapporto tra cittadini e amministratori pubblici. In questo Consiglio è emerso che mentre i comitati hanno spaziato a 360 gradi sul progetto e sulle implicanze che esso comporta, i signori consiglieri, tranne pochissimi, non sono intervenuti nel merito tecnico, perché, presumo, non abbiano approfondito i contenuti. Vi è stata invece una contrapposizione e discussione essenzialmente politica. Chi è intervenuto sul tracciato è stato l'ingegner Gentili, il progettista di Veneto Strade, che praticamente ha presentato una terza variante del progetto che nessuno conosceva. Viste poi le discussioni tra i consiglieri, martedì scorso si è riunito il gruppo di maggioranza, a cui fa parte ovviamente il signor Sindaco. In questa riunione fatta per chiarire la posizione politica emersa in Consiglio Comunale e per studiare tecnicamente il progetto, ha presenziato, leggo dalla stampa, l'ingegner Vernizzi, amministratore di Veneto Strade. Scusate se dico una frase fatta ma significativa: domandate all'oste se il vino è buono. Noi dei comitati ci siamo impegnati a studiare questo progetto. All'interno di questa rete ci sono cittadini che hanno diverse competenze e conoscenze, quali architetti, ingegneri, periti, geometri, ragionieri e avvocati, i quali hanno valutato il progetto sotto gli aspetti tecnici e non politici. Una considerazione che faccio, come se fossi un osservatore esterno a tutta la tematica in oggetto: di fronte al comportamento di Veneto Strade sull'iter progettuale, direi che i primi critici inconsapevoli sulla validità dell'opera sono proprio loro. Nel giro di pochi mesi, dopo tanti anni che i progetti girano, hanno modificato gli stessi 3 volte, perché ostinatamente vogliono far digerire, dolenti o no, questo progetto in comune. Per me si autoaccusano da soli per una progettazione professionale carente. Al di là delle diverse affermazioni che leggo sulla stampa da parte dell'ingegner Vernizzi, è evidente che Veneto Strade vorrebbe fare lì e solo lì questo passaggio. I cittadini che prima citavo, che si sono interessati del problema e lo hanno analizzato, e sono una grandissima maggioranza, non vogliono un'arteria stradale a ridosso della città e dai molti siti sensibili che essa coinvolge. I comitati, dicono i politici, valutate attentamente se serve finire quest'opera, ma lo dovete dimostrare con dati alla mano e non solo con le parole. Non abbiate fretta di decidere, ma se proprio decidete di fare questo passante, assolutamente di non farlo a sud del Ceresole, ma a nord, dove ci sono 3 ipotesi, di cui 2 nel precedente patto. Veniamo brevemente a illustrare ancora una volta le criticità che emergono da questo progetto. Ormai quasi tutti lo conoscono, abbiamo fatto delle assemblee a Casa Serena, abbiamo fatto un'assemblea prima ai Grandi Fiumi, ne abbiamo parlato diverse volte, per cui non mi dilungo, anche perché poi prossimamente vediamo se c'è qualche domanda specifica, chiariremo i dubbi.
Comunque è un'opera altamente impattante sull'abitato, che passerebbe da vicino agli abitati, l'architetto prima precisava 25 metri, ma a base d'una dagli abitati da Casa Serena passerebbe a 15 metri, sempre a base d'una, come l'avevo detto ancora in Consiglio Comunale, 12 metri dall'abitato di via Bramante. Sempre in via Bramante c'è una scuola materna, 80 metri 100 dalle scuole, e sono tante le scuole che sono lì, 60 metri dagli abitati di via Colper Mafalda di Savoia, dove qui non è prevista alcuna mitigazione, non si prevede né duna in terra né altro. Poi gli impianti sportivi, non ultimo il patinodromo appena inaugurato. L'opera, se sarà fatta, presenta una grande criticità, come lo stava illustrando l'architetto, anche dal punto di vista viario, sull'innesto della rotatoria esistente in viale Porta Arce. Leggo dall'osservazione inoltrata a Veneto Strade, leggo l'osservazione che abbiamo inoltrata a Veneto Strade e Province e Comuni. In realtà la conformazione dell'attuale anello circolatorio, su cui uscirebbe anche il nuovo tracciato, allo stato attuale già crea punti critici e pericolosi nei raggi di emissione per la presenza non solo di angoli ciechi, ma soprattutto per l'attraversamento a raso dello stesso anello in corrispondenza dell'incrocio su via Calatafimi, cosa peraltro vietata dalle normative e dal codice della strada vigenti per le rotatorie. Mantenere la conformazione esistente dell'anello realizzando sullo stesso anello immediatamente prima dell'incrocio a raso di via Calatafimi una ulteriore uscita di una nuova strada extraurbana, che poi tra l'altro l'hanno declassata e la vogliono fare urbana, così i costi ricadranno di manutenzione sulle casse comunali. Allora, di una nuova strada extraurbana, di scorrimento accessibile anche ai mezzi pesanti, significa aumentare la pericolosità e il rischio di incidenti per la presenza di innesti troppo ravvicinati tra loro e senza idoneo angolo di curvatura. Per le modifiche alle barriere antirumore e anti-inquinamento è tutto un programma. Ci ha accennato l'ingegnere Gentili in Consiglio Comunale, ma qui non sto a leggere perché non abbiamo documentazione, vogliamo avere la documentazione. Basta fatto pensare che si passa da 8 metri di barriere a 4 metri e mezzo e vedremo quando ci daranno la documentazione. Mi riservo poi di intervenire su qualche altro aspetto tecnico. Grazie. Allora chiamo al tavolo dei relatori il dottor Paolo Pieracci, che ci illustrerà appunto quelli che saranno gli effetti dell'opera, che sarebbero gli effetti dell'opera sotto il profilo medico e sanitario. Allora ringrazio il nostro moderatore e ringrazio voi per l'attenzione. Non è facile non ripetere le cose che ho già detto, perché non ce ne sono tante da dire, abbiamo già fatto uno o due interventi su questo argomento, per cui alcune cose le sentirete dire. Allora, questo nostro operare di architetti, medici, avvocati, ingegneri e quant'altro non è assolutamente rivolto contro qualcuno, ma bensì è a favore di qualche cosa. Nel caso specifico mio è a favore della salute. Semplificando, voglio ricordare che la salute si basa su 3 pilastri fondamentali. Una è la corretta alimentazione, un'altra è l'attività fisica e il terzo pilastro è l'ambiente. Quando non si ha un ambiente sano non può esistere la salute per tutti i cittadini. Io parlo in particolar modo delle persone anziane, perché sono un geriatra, sono stato il coordinatore sanitario dell'IRAS, quindi conosco i tempi e i modi con cui ognuno di noi porterà a termine la propria vita. Quindi parliamo di persone che tra l'altro quasi mai
vengono spontaneamente inserite, persone che vengono collocate per vari motivi, per varie esigenze della vita moderna, e comunque persone che persistono all'interno di questi spazi per 24 ore, senza voler togliere nulla ai giovani o a chi abita di vicino che però va a lavorare e poi torna. Questi ci vivono 24 ore. Ora, la intossicazione da ossido di carbonio, che è l'elemento che proviene dal traffico dei mezzi, soprattutto dei mezzi pesanti, se è in fase acuta porta a uno stato di coma, quindi il pronto soccorso, la rianimazione, qualche giorno fa il ragazzo là con lo strimolo, e poi anche la morte. Invece in una forma cronica di intossicazione da monossido, quella che subiamo quasi tutti noi, le alterazioni non sono così eclatanti, per cui sono meno manifeste, però ci sono per esempio degli studi americani condotti di larga scala che dimostrano, attraverso strumenti validi come la risonanza magnetica o la TAC, che soggetti che sono in vicinanza di fonti di ossido di carbonio, di monossido di carbonio, alla TAC e alla risonanza magnetica mostrano delle lesioni di atrofia del tessuto grigio della sostanza cerebrale, mostrano alterazioni importanti della vascolarizzazione coronarica, quindi sono soggetti a infarto, mostrano alterazioni importanti della vascolarizzazione cerebrale, quindi sono soggetti a ictus. Quindi non si può certo dire, venendo al dunque, al punto, che una strada che passa, non ricordo adesso, ma a pochi metri sotto le finestre di queste persone che ci vivono per 24 ore possa sicuramente portare beneficio a queste persone. Mi è anche stato detto di non ricordare che i nazisti usavano il monossido di carbonio per sterminare gli ebrei. Siccome mi è stato detto, io non ve lo dico perché non era conveniente, quindi non ve lo dico. Però, tornando alla questione, questa strada agisce in maniera negativa sotto due aspetti. Uno è quello dell'aumento della produzione del monossido di carbonio, come tutti noi facilmente capiremo, no? Tra l'altro, io non sono adesso un tecnico specializzato come loro, ma ho visto che l'innesto sulla rotatoria è molto vicino alla casa Serena. Essendo io un automobilista, so che si mette la terza, la seconda, si scarica una gran quantità di monossido di carbonio proprio in quel punto lì, che va poi a esalare in alto. Quindi questa è la prima negatività di quest'opera. La seconda, neanche a farlo apposta, è quella di voler passare sopra a un bosco che ha come compito principale quello di assorbire le sostanze tossiche e di liberare ossigeno. Quindi in due maniere questa strada porta di danni, ecco, alla popolazione. Ma non è solo la popolazione anziana che ne viene a soffrire, ma la popolazione intera di Rovigo, perché il punto dove c'è maggiore intensità di polveri sottili, quei famosi PM10, è proprio sul corso di Rovigo. Non è che siamo una città collinare dove tira la brezza e porta via tutte le sostanze tossiche. Siamo una città tra le prime nel Veneto, credo tra le prime 7-8, non vorrei sbagliare, per quanto riguarda la tossicità dell'aria e le polveri sottili. Queste polveri sottili attraversano i villi che sono a protezione e a difesa della nostra camere respiratorie e vanno a depositarsi
sulle pareti degli alveoli, provocando prima un'infiammazione, poi una reazione fibrotica e quindi uno stato di bronchite cronica e enfisema e insufficienza respiratoria avanti così. Quindi voglio dire, riguarda sia gli anziani ma anche la nostra popolazione. Tra l'altro c'è una legge che dice che lo sporamento delle polveri sottili non deve superare i 35 giorni. Se io non vado errando, l'anno scorso, non voglio dire stupidaggini, ma magari meglio di me qualcuno può dirlo, io ho letto 95 giorni, quindi siamo andati sotto le polveri per 95 volte. Io adesso so che abbiamo dei tempi serrati, quanto so perché non so. No, va bene, voglio solo dire una cosa. Ho sentito durante la conferenza che abbiamo fatto nel comune che quel signore che diciamo promuove la strada in maniera imparziale, credo, vero? Imparziale, diceva: ma noi buttiamo giù le piante ma poi ve le rimettiamo le piante. Ora dovete pensare che una pianta di 30 anni produce 30 litri di ossigeno al giorno. Noi normalmente abbiamo bisogno di 10 piante solo per il nostro fabbisogno quotidiano. Quindi se tu butti giù una pianta di 30 anni con una grande fronda, con metri quadri di fronda, metri cubi anzi, e ci metti una piantina così, ditemi quale può essere il rapporto, la proporzione. L'ultima cosa, quell'area, neanche a farlo apposta, perché sembra un progetto perverso, già quando io ero coordinatore sanitario dell'IRAS guardavamo con un occhio attento a quell'area che stava dietro all'IRAS, ma in concomitanza del parco dell'IRAS, per cui pensavamo di aprire dei cancelli, di favorire l'attività quotidiana degli ospiti con degli orti sociali, chiamate per voi orti urbani, eccetera, eccetera. Anche questa è una cosa che va a cadere perché il piano stradale passa proprio esattamente di sopra. Vi ringrazio. La volta di Presidente del WWF di Boschetti che invitiamo sul tavolo dei relatori. No, io vado vicino a Forini che mi piace. Se non vi addormentate, forse vedete meglio. Sì, molto meglio. Immagino. Sì. Un attimo. Bene, buonasera a tutti. Vi ricordo che abbiamo anche un banchetto per la raccolta di fondi per le azioni che stiamo portando avanti con i comitati, le associazioni e anche l'organizzazione di questa serata, per esempio. È stato detto questi giorni, grazie proprio all'intervento dei comitati e delle associazioni, il tema di Parco Langer ormai lo possiamo dire un po' sulla bocca di tutti, anche a livello politico, però ne abbiamo anche sentite di tutti i colori in questi temi. Per cui vorrei in qualche modo togliere dei dubbi riguardo all'utilità ambientale di quest'area. È stato detto che è un'area che non è utilizzata, pertanto non merita di essere considerata più di tanto. È stato detto che le alberature di questo parco, che non è un parco, e spiegherò perché non è un parco, non sono di valore tale da giustificarne il mantenimento. Si è detto che sono alberi pericolanti, se fosse un parco utilizzabile sarebbe comunque da abbattere perché gran parte delle alberature sono pericolanti. Allora invito tutti di non andare a farsi un giro in Amazzonia o nella foresta del Consiglio, perché nei boschi, nelle foreste c'è esattamente questa situazione e non per questo si dovrebbe giustificarne l'abbattimento, anche perché l'abbiamo sentito dal dottor Pieracci
che le piante una qualche utilità ce l'avrebbero, al di là di quanto vale il legno al metro cubo. Per cui quello che a cui vorrei richiamare, ma non solamente per Parco Langer, per quello che dovrebbe essere il modus operandi nel pianificare il futuro di una città, un territorio, è andare puntualmente a studiare quelli che sono gli ambiti di interesse naturalistico, non solamente dal punto di vista della fruizione, ma proprio dal punto di vista della qualità degli ambienti e della fragilità degli ecosistemi e della loro funzionalità rispetto all'utilità che possono avere rispetto a un centro abitato, per esempio. In paesi più civili dell'Italia il concetto di bosco periurbano, cioè di fascia boscata che ha la funzione di trattenere da un lato tutta una serie di sostanze inquinanti, di rilasciare ossigeno, di costituire una barriera anche in forma assorbente rispetto ai rumori delle strade, è un concetto che è stato digerito da decenni nel centro e nord Europa. In Italia si considera ancora un bosco come una zona marginale che va al più presto bonificata. Siamo in un territorio di bonifiche dopo tutto, per cui c'è ancora il concetto che il bosco rappresenta quanto ancora non si è riusciti a bonificare, a redimere dalla natura selvaggia. E questo è un concetto duro a morire, nonostante vi siano delle leggi che considerano i boschi beni inalienabili. La stessa legge che dovrebbe tutelare il bosco di Parco Langer lo considera, anche nel parte, tra l'altro ironia della sorte, un bene inalienabile. Per cui noi non abbiamo fatto altro con il WWF, che è un'associazione che da sempre è un po' in prima linea nella difesa del verde a livello anche provinciale, di fare quello che avrebbero dovuto fare i tecnici prima di andare a definire che questo fosse il posto più idoneo dove far passare la strada, semplicemente fare un censimento di quelle che sono le specie botaniche, animali che caratterizzano questo ambiente, né più né meno. Noi l'abbiamo fatto per redigere le osservazioni al progetto, ma nulla vieta che le stesse associazioni che sono chiamate ogni giorno a dover esprimere pareri possano essere convocate anche prima, quando si realizzano i PAT, quando si realizzano, perché rappresentano un deposito di informazioni sul territorio che molto spesso le istituzioni non considerano. Bravo Eddie. Quindi noi abbiamo suddiviso il parco in 3-4 parti. Il parco inteso come le vecchie albierature quando vennero impiantate dall'uomo, parte delle quali di cui parte è previsto l'abbattimento, che sono specie di selezione per il picchio che abbiamo visto prima nella slide precedente, e della cinciallegra, specie comunissima che utilizza proprio gli alberi cavi per nidificarvi, proprio perché un albero, quando è cavo, non è un albero da abbattere, è semplicemente un albero che, se non è in una posizione pericolante, lo si può lasciare tranquillamente dov'è, perché svolge una funzione di nidificazione per molte specie, di protezione e di alimentazione, perché il legno marcescente è una fonte importantissima, soprattutto d'inverno, di insetti di cui questi animali si nutrono proprio nel periodo in cui vengono a scarseggiare le risorse. Questa parte, diciamo, invece dove il bosco più fitto, dove effettivamente andare a creare dei sentieri sarebbe non necessario, non indispensabile, è la fascia boscata che troviamo proprio a ridosso del Ceresolo. Fascia boscata che in quanto tale, proprio perché ha più di 20 anni ed ha un'estensione superiore ai 2000 metri quadrati, così dichiara la legge nazionale, dovrebbe essere considerata bosco e di conseguenza inalienabile. Questa è la farnia, che è una pianta che compare nella fase finale dell'evoluzione di un bosco, per cui quei pioppi che sono stati tanto vituperati altro non sono che una fonte di humus che
attraverso la loro dipartita favorisce poi la presenza di quelle specie che nell'evoluzione del bosco compaiono in una fase evolutiva successiva, tra cui appunto la farnia che ne rappresenta la fase evolutiva finale. Questo significa che se noi avessimo la lungimiranza di mantenere queste alberature per le future generazioni, da quel bosco di pioppi che oggi noi tanto contestiamo nascerebbe, ci troveremo ad avere, o si troveranno ad avere i nostri posteri, i nostri discendenti, un bosco di querce, così pure anche di aceri, che sono altri alberi che incontriamo nella fase proprio evolutiva del bosco. Questi sono gli animali che caratterizzano prevalentemente quest'area. La rana di Lataste è considerata dall'Europa come specie di prioritario interesse. Si dovrebbe costituire un sito di importanza comunitaria proprio perché vi è la presenza di questa specie. Come anche il pettirosso, specie comune, utilizza questi ambienti per ripararsi dal freddo. Noi le vediamo nei nostri giardini venire a mangiare le molliche di pane che noi mettiamo fuori sul davanzale, poi la notte si vanno a riparare all'interno di queste aree boscate. Anche le aree attive hanno una loro funzione. Tra l'altro in quest'area che troviamo proprio tra Casa Serena e questa che è l'alberatura, esattamente l'alberatura che dovrebbe essere abbattuta dalla strada, rappresenta l'unico spazio non del demanio militare, cioè di proprietà comunale, ed è del tutto inutilizzata, già per il fatto di essere un prato una sua utilità, però si possono pensare 1000 utilizzi anche dal punto di vista didattico di quest'area, ed è un'area utilizzatissima anche dai predatori, un echepio che regolarmente la utilizza per predare piccoli mammiferi, o come anche gli insetti pronubi, come questa Vanessa Atalanta, che utilizza le fioriture per poter portare a termine il suo ciclo biologico. Anche le api stesse la utilizzano tantissimo. È un'ampia area di proprietà comunale e sarebbe ideale anche per la realizzazione degli orti sociali, come giustamente ha richiamato anche il relatore precedente. Qui siamo purtroppo non a Rovigo, siamo a Ferrara. Noi abbiamo seguito una tesi di laurea sulla fattibilità di orti sociali anche a Rovigo, e dobbiamo sempre affacciarsi al di là dell'Adige o al di là del Po per riuscire a vedere cose che qua a Rovigo non si riesce mai a mettere in piedi. Questa è la città di Ferrara, vedete come nei tre puntini sono 3 orti sociali che hanno realizzato. Ferrara non è 3 volte più grande di Rovigo, per cui assolutamente ci sta un'area che sia utilizzabile proprio dove c'è una forte concentrazione anche di persone anziane, sicuramente, che non vanno a pericolarsi per andare a coltivare il loro orto, perché è un'area verde che proprio a ridosso del centro residenziale sarebbe proprio il posto ideale dove realizzare questi orti. E siamo alla fine, all'ultimo ambiente, i bordi del corso d'acqua, l'ultimo habitat importante. Siamo a ridosso del Ceresolo. Il Ceresolo è un canale realizzato per bonificare questa zona che era paludosa. Tutte le carte antiche del Polesine la dichiarano zona instabile e paludosa, evidentemente una volta erano più ignoranti di adesso, e hanno utilizzato appunto i canali di bonifica per poter sgrondare l'acqua di queste paludi. Di conseguenza è un terreno che ha una sua naturale, diciamo, giacitura, che consente più un'evoluzione in senso naturale che in senso antropizzato, quindi la cementificazione più di quanto lontano possa essere utile, e di fatto la provincia ha vincolato questo canale e in tutto il territorio che è per 150 metri attorno al canale. I bordi del corso d'acqua sono utilizzati dai predatori che abbiamo visto. Il ghepio utilizza quelle alberature come posatoio, come anche la poiana, che è un altro rapace che troviamo regolarmente quando facciamo la via Calatafimi. Se guardiamo a destra vediamo
grossi uccelli posati su questi alberi, soprattutto adesso d'inverno quando non ci sono le foglie, e quindi hanno una importante funzione di posatoio e di dormitorio durante il periodo notturno, mentre il bordo del canale è sempre più frequentemente utilizzato da ardei, questo è un airone bianco maggiore, che normalmente troviamo lungo il Ceresolo. Tra l'altro c'è una colonia proprio a Mar di Mago, quindi segue tutta l'asta del Ceresolo e poi si vanno a collocare lungo un po' il corso d'acqua per alimentarsi. Ecco, quindi quello che noi vorremmo ribadire è che la natura ci osserva, cioè noi molto spesso sottovalutiamo il valore ecologico che hanno questi importanti polmoni verdi. Noi li abbiamo visti sparire progressivamente in questi ultimi 15 anni. La città si è allargata, la cementificazione è stata di una certa entità, velocità che non si erano mai viste nei decenni precedenti, e quindi ogni piccolo, che può sembrare piccolo tassello, è importantissimo, perché Rovigo è una città troppo piccola per essere considerata una vera e propria città e troppo grande per essere considerato un paese. Se perde anche questa caratteristica di città immersa nell'agricoltura, nel paesaggio veneto, perde anche quell'ultimo baluardo di autenticità. Grazie. Ringrazio veramente di cuore di Boschetti per questo intervento, che credo vi abbia fatto capire che tesoro abbiamo in città, dentro Rovigo, e sul quale si vorrebbe far passare una strada. Io credo che, come dire, quanto si spieghi da solo, che non servono ulteriori parole per evidenziare la dimensionalità di questo progetto. Chiamo Giacomo Gasparetto della Rete Studenti Medi per l'intervento che era stato programmato. Grazie Giacomo. Va bene, allora io sono Gasparetto Giacomo, sono qui come studente anche in rappresentanza della rete di studenti medi di Rovigo. Sono intanto contento di vedere una grande partecipazione qua dentro, perché vuol dire che la cittadinanza ci tiene a questo progetto e soprattutto ci tiene a farsi ascoltare, ci tiene ad avere opinioni in merito e a far sentire la propria voce. Qua vedo anche molte persone che si danno a fare nelle varie riunioni che ci sono, e anche rinunciando a molto, perché ci sono persone che si tengono informate, leggono, e soprattutto vanno anche a vedere i progetti che continuano a cambiare, che non si capisce bene quali siano ancora. E quindi sono persone che si danno da fare, cercano di portare un'informazione, cercano anche di portare delle proposte in comune, e anche noi vogliamo andare in comune, però non troviamo accoglienza. Anche senza usare il termine metaforicamente, ci viene sbattuta la porta in faccia, accade veramente questo. Cioè gente che va lì, porta le proposte, porta le idee ai studenti che vogliono essere ascoltati, vogliono essere ricevuti anche, e soprattutto vogliono portare istanze di molte persone che non possono logicamente andare in comune, non vengono ascoltate, anzi vengono anche un po' snobbate dicendo ci sono priorità, ci sono altre cose da fare, quindi non è di nostra importanza, non è di nostra competenza, quindi neanche si capisce bene di chi sia la responsabilità. E noi come studenti abbiamo fatto un bel gesto, insomma, siamo andati a Parco Langhe una sera, e a parte entrare, che è un po' sempre difficile, abbiamo raccolto le foglie del parco per portarle poi in comune in un messaggio un po' simbolico, del tipo: le foglie si vogliono opporre, il parco si vuole opporre a questo progetto. Le abbiamo portate, siamo entrati dentro al parco ed è magnifica la sensazione che si sente anche quando è stata organizzata la giornata provinciale, la marcia provinciale della pace, perché se pensiamo che abbiamo qua vicino a noi, proprio a 200 metri, insomma, da Granzete, ma altri posti vicino a una pista ciclabile, un posto così, dove passa accanto una strada, dove c'è il silenzio, dove c'è la natura, un po' il Central Park, devo dire, e siamo lì, si sta lì tranquilli, e vogliono distruggere anche questo, vogliono abbattere anche questa cosa senza neanche fornire motivazioni. Forse viene anche da pensare, io sono giovane, però insomma un po' leggo i giornali, sento che c'è qualcos'altro dietro, c'è qualcosa sotto, però non è dato saperlo
e a nessuno questo. Qualcuno ha delle idee, però non possiamo sapere tutto, logicamente. Il cittadino non può essere informato e soprattutto non può godere di molti servizi che dovrebbero essere ampliati invece di fare altre opere, le piste ciclabili penso, ma soprattutto anche uno spazio che manca per i giovani, aree verdi e rivalorizzare anche soprattutto, perché non penso che con una strada si vada a rivalorizzare un parco, casomai si va a distruggere un parco con una strada. E quindi entrare lì dentro per prendere le foglie nell'ombra, nella penombra, vedere questo magnifico parco che anche come era detto prima c'è un'aria fresca lì dentro in estate, si sta bene, è un po', e dopo sentire dire che vogliono distruggerlo non è bello. Ritrovarsi in comune, in consiglio comunale, a portare le istanze e vedere un consiglio che non è attento, un consiglio che deride, che la giunta soprattutto sta lì, stanno lì e ignorano anche forse la presenza di un'assemblea così grande questa sera, di gente che non ci sta, di gente che vuole anche capire, di gente che ne ha sentite tante e vuole avere le idee chiare. Un appello, quello che mi sento di lanciare io questa sera è insomma, una cosa importante secondo me è quella di tenersi aggiornati e monitorare sempre la situazione e soprattutto andare contro un po' la situazione che c'è adesso, ovvero quella che il Comune come sempre sta prendendo delle decisioni, i cittadini sono sempre quelli a subire, siamo sempre noi che subiamo, siamo sempre noi che non veniamo ascoltati e anche qua un po' con rabbia lo dico, noi giovani ci dicono tanto, noi apriamo le porte, noi vi riceviamo, noi ci facciamo sentire, noi andiamo avanti, la giunta, soprattutto il sindaco ci dice e noi siamo qua, aspettiamo per molte questioni ma nessuno ci chiama. Nessuno ci chiama e nessuno è anche presente qua in questa sala a dare delle risposte, credo. E nonostante gli inviti non c'è nessuno e noi continuiamo a dare progetti, continuiamo anche a investire il nostro tempo in riunioni varie, a trovarci lasciando impegni alla famiglia, penso a Vincenzo ma anche altri in questa sala, consiglieri comunali, l'opposizione, insomma che lavorano molto a casa e fanno molte cose, però niente, non ci sono risposte e io spero che quest'opera non si faccia vivamente, che per una volta l'interesse, almeno per questa volta, venga meno e anche un po' la responsabilità venga di più in questo caso, perché un'opera così non è che il parco, non è che gli alberi si costruiscono dopo sulla strada e così va, è un'opera che segna e non segna quelli presenti, segna tutti quanti, segnerà anche i miei figli, segnerà tutti quanti e speriamo che non si faccia e soprattutto insomma la partecipazione di oggi mi fa ben sperare che c'è una cittadinanza di Rovigo attiva ed è quello che ci vuole in queste situazioni delicate come quella di oggi. Grazie davvero Giacomo per un intervento che dimostra quanto i giovani abbiano da insegnare anche agli adulti nella saggezza della tua disamina. E chiamo al tavolo dei relatori Carlo Costantini, che spero ci possa aiutare un po' sotto il profilo degli strumenti, per noi facciamo solo anche a chiarire un po' questi aspetti un po' meno chiari, un po' meno limpidi che stanno dietro a questo progetto. Credo che sia fondamentale questo punto. Quello che emerge immediatamente dall'esame un po' dell'iter che sta avendo questo progetto è la mancanza di una programmazione complessiva, quindi della improvvisazione che di volta in volta porta a questa o quella soluzione, in questo caso per un'opera che così appare di per sé secondaria rispetto a opere anche infrastrutturali e di viabilità assai più importanti, rilevanti, come per esempio la Nogara Mare. Apparentemente quindi il passante est con appunto il completamento del passante ovest sembra un fatto in sé. In realtà rientra, per come poi è stato anche detto nel Consiglio Comunale aperto dal progettista, in un quadro più ampio che si va delineando proprio in conseguenza della Nogara Mare, anche se poi quelle affermazioni andrebbero tutte poi
attentamente valutate sulla base di studi scientifici, di modelli matematici sui flussi di traffico e non quindi semplicemente con sensazioni o affermazioni così del tutto, direi, apodittiche. Si dice che la privatizzazione della Transpolesana, quindi con la sua trasformazione in una autostrada a pagamento, indurrà soprattutto il traffico di breve e media percorrenza a spostarsi dall'autostrada alle viabilità secondarie. Questo è quello che anche affermiamo noi di molti dibattiti che stiamo facendo, domani ne abbiamo uno anche Legnago, per dimostrare che questa operazione di trasformare tutta la viabilità principale della regione Veneto in autostrade a pagamento è una follia sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio viabilistico, per non parlare dal punto di vista ambientale. E quindi si dice che il passante est-nord è fatto in funzione della futura attivazione della nuova autostrada. Tutta una cosa da dimostrare, ma se mai questo fosse vero, ma questo dovrebbe semmai far pensare ancora di più se è cosa razionale che si realizzi un passante, quindi una strada destinata ad avere un notevole flusso di automezzi, in particolare pesanti, proprio a ridosso di un centro abitato, quando tutti i modelli sul traffico invece portano a considerazioni esattamente opposte, ovvero nel momento in cui si rende necessario spostare il traffico dalle strade attuali, che molte volte sono ormai dentro i centri urbani, lo si deve fare portandole adeguatamente all'esterno degli stessi, attraverso i cosiddetti grandi raccordi anulari. Si pensi a quello di Roma, che è a molti chilometri dall'abitato, anche se ormai l'abitato si sta espandendo. Si pensi al fatto che si vuole allargare il grande raccordo anulare di Padova, per fare degli esempi. Quindi quando si realizza questo tipo di strade bisogna considerare, o si dovrebbe considerare proprio questo, cioè quali sono gli effetti delle strade in primo luogo sulla qualità dell'aria in rapporto ai centri abitati. Credo che ci voglia poco, solo un minimo di buonsenso per capire che se quella è una strada destinata a avere dei notevoli flussi di traffico, realizzarla per portarla a pochi metri da attrezzature alquanto sensibili alle scuole e alle case di riposo, per non parlare del quartiere, sia una cosa del tutto proprio illogica, del tutto priva di razionalità. Se poi invece è una strada sostanzialmente inutile, non si vede perché farla, appare alquanto, non so come dire, abbastanza ridicolo, diciamo pure ridicolo, che si vuole interporre tra la strada e la casa di riposo una mura ad 8 metri, per poi dire effettivamente è una cosa scandalosa e allora adesso la riduciamo. Cioè, ma allora, fino a un mese fa, prima che i comitati, i cittadini sollevassero questa questione, rendendola evidente alla popolazione, si diceva che era necessaria, si sa bene a cosa. Adesso non serve più, adesso è stata tolta, ma allora, ripeto, le cose è proprio la dimostrazione della improvvisazione. Solo alcune considerazioni. È un problema più in generale. Il Veneto è una delle regioni più inquinate di tutta Europa. Su questo non ci piove. Il piano regionale
di tutela e di risanamento dell'atmosfera, quello che dovrebbe portare a ridurre i carichi inquinanti nell'aria, è stato bocciato dalla Commissione europea nel settembre del 2009, intimando alla Regione Lombardia e alla Regione Veneto di adeguarli e adeguare le proprie politiche in materia di energia, di trasporti e di riscaldamento domestico per portare a una progressiva riduzione dei carichi inquinanti. Di tutto ciò il Veneto non ha fatto nulla. Il piano energetico era stato adottato dalla giunta regionale non so quanti anni fa, non mi ricordo più, ma saranno almeno 7-8 anni fa, era stato poi portato all'esame del Consiglio regionale che non l'ha mai esaminato. Nel frattempo vanno avanti decine di centrali elettriche a seconda delle convenienze di caso. Il piano territoriale regionale di coordinamento era stato adottato in fretta e furia negli ultimi scampoli della Giunta Galan ad opera del nostro concittadino Farangon, che era l'assessore all'urbanistica. Associazioni e comitati di tutto il Veneto hanno presentato un documento firmato da 150 associazioni e sono state presentate oltre 15.000 osservazioni. E quel piano è stato fermato perché era esattamente l'opposto di un piano territoriale. Non era nulla, era via libera a asfalto e cemento, grandi infrastrutture stradali e grandi nuovi insediamenti, Veneto City, Verona City, Tessera, eccetera. Quindi la apparente mancanza di programmazione in realtà sottiene un'altra cosa, che la programmazione degli interventi vengono delegati a gruppi politico-imprenditoriali fortemente intrecciati. Che molte volte poi si nascondono dietro società miste, pubblico-private, partecipate dalla regione, eccetera. Non c'è niente da rivelare sul fatto che basterebbe andarsi a leggere quel livello autobiografico che ha fatto scrivere Galan dal titolo Il Nord-Est sono io, dove afferma che lui deve essere particolarmente grato a 2 o 3 persone per avergli insegnato. L'ingegnere Baita, amministratore delegato della società Mantovani, quella che di fatto promuove tutti i grandi affari del Veneto, per avergli insegnato il project financing delle autostrade. Il suo amico Vittorio Altieri, titolare dell'omonimo grande studio di ingegneria, per avergli insegnato il project financing degli ospedali, quelli di Mestre, e per avergli anche consigliato, insieme a un nostro concittadino, durante un pranzo nel Delta del Po, di realizzare il rigassificatore di Porto Levante, con tutti i benefici che abbiamo visto per quanto riguarda, che sono poi ricaduti sul nostro territorio, e in particolare lungo le coste e per i pescatori del Delta del Po. Quindi è chiaro che la mancanza di programmazione partecipata, di piani approvati e discussi non solo con la gente ma negli enti istituzionalmente preposti, dove ci sono i rappresentanti eletti dei cittadini, questa mancanza è funzionale a questo modo di procedere. Ed è esattamente l'opposto, questa opacità nelle decisioni è esattamente l'opposto di quello che ci insegna invece, una volta tanto in bene, la Comunità Europea. Perché basterebbe andarsi a leggere cosa dicono le direttive europee che hanno valenza su tutti gli stati aderenti
e con prevalenza sulla legislazione statale in materia per esempio di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, cioè di tutti quegli strumenti di verifica e controllo affinché i progetti e gli strumenti anche della programmazione siano compatibili con, dice esplicitamente, il territorio, l'ambiente e la salute dei cittadini, che hanno prevalenza su qualsiasi altra cosa. Potrei citare perché sono frasi altamente illuminanti che varrebbe la pena di discutere, ma adesso non c'è tempo. E questo è in particolare in materia di partecipazione dei cittadini ai processi gestionali, ai processi decisionali. E a fronte di ciò abbiamo esattamente l'opposto. Abbiamo un dirigente generale della regione, l'ingegnere Silvano Vernizzi, segretario generale per le infrastrutture, che scrive sui giornali invocando alla politica di impedire attraverso modifiche legislative che poi sarebbero in contrasto con la legislazione europea la possibilità per i comitati e le associazioni non governative di entrare nel merito dei processi decisionali e anche, ove ne ricorrono gli estremi, di ricorrere in giudizio, come molte volte, nostro malgrado, ci tocca fare un po' in giro per tutto il Veneto. E il problema poi è proprio questo, anche c'è un problema proprio di fondo qui nel Veneto, che probabilmente c'è solo nel Veneto, e ne varrebbe la pena di verificarlo, cioè che dal segretario generale per le infrastrutture a lui sono sottoposti tutte le commissioni di valutazione ambientale, dalla via valutazione impatto ambientale alla valutazione ambientale strategica sui piani regolatori, sui piani in generale, eccetera. È nello stesso tempo il presidente di Veneto Strade che promuove le infrastrutture, poi se ne approva e via dicendo. Poi, tanto perché non faccia mancare niente, è stato commissario, è tuttora commissario per il passante di Mestre ed è commissario per la Pedemontana Veneta, dove rifiuta perfino i consiglieri regionali, alla Laura Puppato mi viene in mente, perfino di dare il contratto che ha stipulato con la società che dovrebbe realizzare la nuova Pedemontana Veneta. Probabilmente analoga cosa penseranno di fare con la Nogara Mare. Questo conflitto di competenze e di interessi io credo che debba essere finalmente sollevato a livello politico e anche a livello giuridico, probabilmente anche in sede europea, perché questo vizia tutti i processi decisionali nel Veneto e non offre alcuna garanzia di indipendenza che la legge e le normative europee impongono alle valutazioni ambientali rispetto ai soggetti promotori e validatori delle infrastrutture e delle opere in generale da realizzarsi. Concludo quindi qui sul fatto, l'ultima cosa, che l'esempio proprio per come è stato approvato e inserito nel PAT, nel nuovo piano di assetto del territorio, cioè il nuovo piano regolatore per il comune di Rovigo, il passante nella posizione qui che vediamo a sud di Ceresolo, è significativo proprio di una vera e propria espropriazione delle comunità, perfino dei consigli comunali, dalle decisioni. Infatti nella legge urbanistica regionale è stato introdotto un po' più o meno di soppiatto, perché all'epoca ne parlammo con alcuni consiglieri regionali che cascavano dalle nuvole, un articoletto, un comma che dice che una volta adottato il piano di assetto del territorio da parte del Consiglio Comunale e poi viene pubblicato e vengono presentate le osservazioni di cittadini, società, imprese, di chi vuole, il piano non torna più in Consiglio Comunale per l'adozione finale e per l'esame quindi
delle osservazioni pervenute, ma attraverso una procedura che si chiama accordo di copianificazione, un documento di 3 pagine o poco più che viene fatto all'inizio, e sarà solo il sindaco o il suo delegato che valuteranno assieme con la commissione tecnica regionale le osservazioni pervenute e quindi approveranno in quella sede il piano di assetto del territorio, con il risultato che nel caso specifico il comune di Rovigo, cioè il consiglio comunale, che è l'espressione dei cittadini, e i cittadini stessi che lo hanno esaminato una volta adottato, avevano previsto che il passante fosse a nord del Ceresolo, sempre troppo vicino alle case a mio avviso, ma comunque lì, e poi cittadini, consiglieri comunali e probabilmente anche magari molti assessori si saranno trovati invece con un patto ritornato, con una scelta che non era quella che era stata fatta previa valutazione ambientale strategica dal comune di Rovigo. Questa cosa è, al di là di tutto, del merito, è inaccettabile nel metodo, e credo che io penso che anche su questo articolo della legge 11 il Consiglio regionale dovrebbe cominciare a riflettere e a modificarlo per ridare ai consigli comunali il potere di esprimersi in via definitiva sul PAT prima che vada in commissione tecnica regionale. Altrimenti, ripeto, il gioco è molto semplice: io adotto un PAT, poi mi metto d'accordo con gli amici, presentano le osservazioni, io sindaco o assessore vado in commissione tecnica e modifico completamente il PAT accogliendo le osservazioni che mi fanno più comodo. I consigli comunali sono completamente estromessi dal processo decisionale. Quindi, da ultima una cosa, io credo che se interroghiamo 100 cittadini che passano per strada e gli chiediamo una cosa banale, quei 6 milioni di euro che poi con le perizie suppletive, come è stato per il primo stralcio, diventeranno di più, invece di impiegarli per fare questa strada che se si dice che è in funzione della Nogara Mare per i prossimi 10 anni non serve, e piuttosto invece indichiamo il comune di Rovigo indica a Veneto Strade, perché Veneto Strade è un ente strumentale, una società strumentale della regione, non è lei che decide, per esempio. Se non è meglio fare invece una rotatoria che colleghi meglio di quello che c'è adesso Viale Porta Adige con la tangenziale, io credo che tra le due cose è nettamente prioritario risolvere semmai quel nodo di traffico, e poi facciamo una sperimentazione di deviare il traffico per di là e vediamo se il passante sarà veramente necessario, e poi vedremo con calma in quale eventuale posizione. Ringrazio l'architetto Costantini per la disamina, possiamo dire, che finalmente porta alla luce, fa emergere quali siano le questioni che stanno dietro quest'opera. Una strada, quest'opera targata Veneto Strade presenta le stesse identiche problematiche che presentano moltissime altre opere in Veneto. C'è una logica perversa dietro tutto questo e accogliamo con grande piacere, abbiamo accolto con grande attenzione l'intervento dell'architetto Costantini. Do ancora la parola all'architetto Dall'Occo, prima di darla all'avvocato Ceruti, perché credo sia importante fare un ragionamento, un piccolo approfondimento sugli aspetti urbanistici e sulle problematiche che verrebbero a realizzarsi, a concretizzarsi con la realizzazione della strada. Lascio la parola a lui che spiega sicuramente meglio di me. Allora, già accennato Carlo qualcosa che andrò a spiegare tra poco. Allora, noi a Rovigo abbiamo per conformazione della città una bella possibilità, conosciuta da quasi tutti, però sembra dimenticata velocemente. Allora, noi abbiamo la presenza del paleoalveo sul parco sulla Digetto,
e oggi è attrezzato e già conosciuto da tutti i cittadini che lo frequentano nel fine settimana. E questo finisce nei campi sportivi di San Bortolo per unirsi a una fascia di rispetto stradale lungo la tangenziale est, che permette al parco di richiudersi poi lungo Celesolo e quindi connettersi con lungo ferrovia e chiudere così completamente la città di Rovigo dentro un parco anulare che potrebbe essere in un solo progetto praticamente una grande occasione per la città di Rovigo. Pensiamo, prima si faceva riferimento alla città di Ferrara, potrebbe essere una cosa del genere. Anche perché non dimentichiamo che noi avevamo comunque una città murata e che poi nel tempo abbiamo distrutto. Questo sarebbe un modo per ridare un attimo di giustizia a quel momento storico e riproporre in chiave un po' più smart. Oggi si usa molto di smart city, ma sicuramente un po' più contemporanea, questa possibilità di creare un dentro e un fuori alla città, che anche per la comprensione dei cittadini su quelle che sono le scelte poi urbanistiche sarebbe veramente importante. Ecco, vediamo come in altre città questi spazi vengono utilizzati e hanno, come potrebbero avere anche funzione di esercizio anche fisico, se vogliamo, legate a delle case di riposo, come diciamo prima. Su questo aspetto sembra quasi impossibile, ma degli studenti di altre città sono venuti già a realizzare delle tesi di laurea. Questo è proprio un piccolo pezzo di quell'anello, proprio in relazione al Parco Langer e quindi a lungo Celesolo, che fanno vedere come questa tipologia di utilizzo di aree verdi aveva già suscitato dell'interesse. E ciò non significa che è questa la modalità, però forse stiamo perdendo un'occasione. Allora, noi l'abbiamo già fatto come associazione durante la fiera, abbiamo cercato di tirar fuori un po' le idee dei cittadini e in questo caso ci sembrava proprio l'occasione buona, perché alla fiera per le tue idee per la città sono stati molto generali, abbiamo lasciato una sorta di brainstorming cittadino e ora stiamo raccogliendo un po' le cose che vedrete, insomma, nello studio sulle varie risposte ai questionari che sono stati posti alla cittadinanza. In questo caso sono stati più puntuali perché sembrava giusto andare a chiudere quell'aspetto che invece non era stato attentamente realizzato dall'amministrazione, cioè quello di far conoscere ai cittadini la proposta di Veneto Strade e soprattutto fare un confronto tra tutte le varie momenti storici di questo passaggio. Allora, qua vediamo nel PRG come era previsto all'altezza del Censer, con una rotatoria su Viale Porta Adige che arrivava alla tangenziale est con uno svincolo leggermente diverso da quello che adesso noi abbiamo proposto qui. Allora, queste non sono proposte nostre, c'è stato un po' dall'avvocato Vincenzo Cappellini, è stato detto in consiglio comunale che sono nostre proposte. In realtà noi abbiamo fatto un elenco in maniera che i cittadini possano, attraverso il nostro blog, esprimere il loro parere. Noi ci rendiamo conto di quale sia la possibilità preferita dai cittadini di Rovigo. Allora, li vediamo uno dietro l'altro. Allora, la versione PRG, stiamo parlando di PRG del 1980, l'80 e il 90. Allora, connessione con la tangenziale in maniera diretta. L'altra possibilità abbiamo chiamata 1 bis, che sarebbe quella di utilizzare in qualche maniera quella rotatoria, ma in verità prima vi ho dimostrato che avrebbe una sua utilità anche senza fare questa connessione. La versione su via Crattafimi, oggetto di ricorso al TAR, che comunque è l'unica versione oggi con parere Consiglio Comunale approvato. La versione di Veneto Strade, quindi a tagliare completamente quel parco anulare di cui parlavamo prima, e la versione Casonato Sasso, che è leggermente, io infatti non l'ho messa vicino a quella di via Crattafimi, che insomma assomiglia di più a quella di Veneto Strade che non a quella di via Crattafimi, quindi parte dalla rotatoria per
solo in difesa del parco passare dalla parte di via Cratasino. L'altra era quella che accennava anche l'architetto Carlo Costantini, quella di realizzare una rotatoria che sistemerebbe la situazione davanti al ponte di Boara e poi vedere se quella soluzione possa essere già di beneficio all'attraversamento est-ovest. In verità, ricordiamolo, oggi nei mezzi pesanti è quasi scomparso. Primo perché c'è l'obbligo di non passare questa città. Secondo, per il fatto che quando noi pensiamo a un mezzo pesante in arrivo da est, quindi da Adria, così, che voglia andare a prendere l'autostrada, questo che è stato detto, però forse vale la pena di dirlo, un tempo avrebbe avuto due possibilità. Allora, se andava in direzione nord andava a Boara, se andava in direzione sud doveva per forza andare a prendere Casello Rovigo, quindi doveva attraversare la città. Il passante nord in quel momento sarebbe stato perfetto perché mi permetteva di non passare per il centro, passare sopra, però in verità se deve andare verso sud va al casello di Villa Martana, anche se noi facessimo il passante nord, perché nessuno andrebbe a prendere il passante nord per andare a trovarsi in statale quando può fare la tangenziale, arrivare alla rotatoria della fattoria per dopo prendere la traspoesa. In un'ottica, come abbiamo visto, poi di una formazione Nogara-Mare, forse questo avrebbe un suo senso, però ci sembra un senso che è veramente molto poco logico. Mi riallaccio proprio con quest'ultimo tema a un bellissimo incontro che ho avuto il piacere di vedere la settimana scorsa, promosso attivamente in prima persona, vedete tra gli interventi anche l'architetto Crepaldi, che sono molto contento di vedere anche questa sera, dove ho assistito a un intervento del professor Costato veramente molto interessante. Allora, si parlava in questo incontro di come la provincia con i 50 comuni oggi faccia veramente fatica a adempiere alle sue cariche istituzionali, cioè quella di offrire servizi ai cittadini che sono indispensabili, tipo lo smaltimento dei rifiuti, l'asfaltatura delle strade e la rete stradale. Allora ricordava il professor Costato come una volta, quando sono stati fatti tutti questi comuni nella provincia, che già allora erano probabilmente un po' troppi, i servizi erano molto meno, c'era un impatto dei rifiuti molto inferiore e sicuramente c'era una rete stradale asfaltata assolutamente non paragonabile a quella attuale. Infatti ricordava come al tempo ci fossero due strade unicamente asfaltate, quando era giovane, cioè la strada che andava da Boara a Polesella era quella da Adria fino all'Endinara. Allora io in quel momento mi sono detto sì, effettivamente si prospettava la fusione dei comuni in maniera da avere meno spese. Effettivamente penso che sia quella la soluzione ideale, cioè riuscire a contenere le spese attraverso una fusione dei comuni, e questo è quello che si intravederà dal punto di vista politico come percorso, ma se non lo faremo saremo obbligati dal punto di vista istituzionale. Ma quello che mi è venuto in mente in quel momento da progettista quale sono, è vero che dal punto di vista politico bisogna fondersi, ma anche bisogna tornare in qualche maniera, se vogliamo veramente spendere meno, ad avere meno strade. Quindi oggi invece vedo che stiamo andando in una situazione ancora contraria a quello che da altre parti ci stiamo dicendo. Praticamente anche nel contesto del Nogara-Mare, se pensate al traffico che dopo si riverserà sulla rete stradale oggi esistente, ci obbligherà a una manutenzione ulteriore rispetto a quella attuale, che già oggi non riusciamo a sopportare. Quindi anche la fusione dei comuni, se noi non capiamo che effettivamente abbiamo bisogno di meno strade, non ci basterà. Anche perché io un po' dopo fantasticavo un po' sulla tipologia di turismo che il Polesine potrebbe offrire a un tedesco, non è certo quella di fargli vedere quanto bravo siamo a asfaltare le strade, perché lui sicuramente sarà sempre più bravo di noi. Secondo me, anche se togliamo qualche strada, sicuramente faremo più un'attrazione che non un allontanamento dei turisti. Quindi ecco, anche un'altra motivazione per cui il passante nord, secondo me, proprio va contro quello che è il momento storico. E poi in questi giorni mi è venuto un po', anche per uscire un po' da tutti sempre questi tecnicismi, cioè dal punto di vista tecnico e logico abbiamo capito che questa sarà la nostra vita. Allora, pensiamo un po' anche alla cultura rinascimentale. Qui vediamo Giorgione, quindi un pittore
rinascimentale veneto e il Raffaello. Allora, in questo punto vediamo come la natura, nel momento storico del Rinascimento, la natura e la città, vedete la città, e qui è molto più vicina, qua sembra quasi di vedere proprio il Ceresolo, no? E in realtà aveva questa vicinanza, dopo la natura si interfacciava con la città, non c'era quella cosa che oggi è successa ormai in Veneto, no? In cui la natura e la città si sono mescolate in maniera irrimediabile. La fortuna di Rovigo è che sostanzialmente questo sprawl, questa commistione non è ancora avvenuta in questa maniera così drastica. Infatti anche nel nostro questionario una delle cose che piaceva di più alla cittadinanza, come diciamo, cosa ti piace di Rovigo, è la dimensione, la grandezza, la dimensione d'uomo, il fatto che sia piccola, quindi è colta questa cosa da signor Rovigo. E allora, se in altri contesti, se pensiamo per esempio alla faccia verso sud, quindi in zona Nuovo Famila, così, questo limite è perso. Dalla parte nord noi questo limite ce l'abbiamo ancora, siamo ancora in una condizione rinascimentale, cioè siamo ancora a un livello culturale, cioè, non l'abbiamo voluto noi, però ci troviamo ancora in queste condizioni qua. Ecco, noi stiamo distruggendo anche questa possibilità qua di apparire nel Veneto ancora una città con una natura e una città, cioè ben dichiarate, no? Andiamo a distruggere anche il nostro accesso più bello, anche perché la presenza del censo, insomma, lo fa spiccare come uno degli accessi principali. Spero di essere stato chiaro. In genere non è facile per me interpretarmi come queste altre persone, però spero che sia benissimo. Grazie anche per questo tocco di umanesimo che adesso rispondo al tuo intervento. Chiamo a questo punto tavolo dei relatori l'avvocato Matteo Cerutti che farà la sua relazione in piena libertà. Sì, diamo libertà all'argomento di trattazione, se lo merita. Grazie a tutti. Devo dire che la serata è stata molto interessante ed è un segnale non soltanto della maturità democratica, direi, di questa città, ma anche che ci sono vaste competenze, perché abbiamo sentito questa sera almeno 3 o 4 interventi di alto livello, a mio parere, e non si capisce per quale ragione le scelte amministrative non possano essere supportate, le grandi scelte urbanistiche di questa città non possono essere supportate dalle competenze che la società civile esprime. È già stato detto un po' aleggiato in tutti gli interventi. Qui sono mancati, in questa vicenda, è mancata l'applicazione di 2 principi fondamentali, che sono 2 principi fondamentali di un sistema democratico e di un ordinamento giuridico, che sono la pubblicità e la partecipazione dei cittadini alle grandi scelte e sono l'imparzialità delle decisioni. È vero, ormai si è aperto negli ultimi tempi, devo dire, grazie agli sforzi dei comitati cittadini, un dibattito nella società civile e anche all'interno dei partiti, che ha portato anche, leggiamo sulla stampa, delle spaccature all'interno dei partiti, come è naturale che sia quando si tratta di prendere le grandi decisioni. Quello che è sorprendente è che questo dibattito sia nato quasi alla coda, che sia così tardivo, perché i dibattiti sulle scelte si fanno quando le scelte vengono prese e non quando si applicano, quando siamo ormai nella fase di applicazione. E è vero, l'Italia non ha purtroppo, come hanno altri paesi europei del mondo, istituti di partecipazione dei cittadini alle grandi scelte che ci sono in Francia, in Inghilterra, in Canada, negli Stati Uniti, dove ci sono le inchieste pubbliche, i dibattiti pubblici. Il governo Monti nello scampolo
dell'amministrazione ha presentato in Parlamento un disegno di legge sui dibattiti pubblici sulle grandi scelte urbanistiche e ambientali, che ovviamente non verrà mai portato alla discussione del Parlamento. E quasi alla fine di ogni legislatura ci si ricorda di portare all'attenzione del Parlamento cose che poi non verranno più approvate e che invece sono fondamentali per una democrazia. Dicevo, è molto strano che queste decisioni vengano discusse soltanto quasi a cose fatte. Questa era una decisione che doveva essere valutata e discussa all'origine, anche perché lo imponeva la legge. Quando venne presentato questo progetto nella sua interezza, presentava una dimensione tale e interessava aree tali, superava i 5 km, interessava zone sottoposte a vincolo paesaggistico, per cui era necessario sottoporlo a valutazione di impatto ambientale, cosa che invece si è deciso di non fare del tutto illegittimamente. Sottoporlo a valutazione di impatto ambientale vuol dire sottoporlo anche ad una discussione pubblica, ad osservazioni dei cittadini, ad una valutazione delle alternative, fino all'alternativa zero, cioè valutare se quest'opera è veramente necessaria, valutare se è necessaria, dove realizzarla, quale tracciato scegliere. La seconda questione che è aleggiata in questa sala, ne ha parlato già ampiamente Carlo Costantini, è il tema della imparzialità delle decisioni. Si è già detto della situazione di sconcertante concentrazione di poteri a cui assistiamo nella nostra regione, in cui chi progetta le opere infrastrutturali le valuta sotto il profilo ambientale, sotto il profilo urbanistico e poi anche le approva. In tutti i paesi europei chi progetta non può valutare sotto il profilo ambientale e chi valuta, ci ha detto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza dello scorso anno, non può poi approvare. Sappiamo che qui c'è stata anche un'interrogazione al Parlamento Europeo e chi ha assistito a qualche discussione all'interno, perché questa interrogazione è già stata portata all'attenzione della Commissione, non c'è ancora una risposta, ma gli altri componenti della Commissione dell'Unione Europea non erano sorpresi, c'era semplicemente ilarità nella discussione relativa alle modalità con le quali è avvenuta questa scelta di tracciato, in cui quello stesso soggetto che ha proposto il tracciato se l'è valutato positivamente, come risulta dal verbale della Commissione. Ora, questa incredibile, non lo chiamo conflitto di interessi, ma barzelletta, dovrà fare i conti con una nuova legge dello Stato, la famosa legge anticorruzione, che pasticciata sotto il profilo penale invece introduce sotto il profilo amministrativo dei concetti importanti che sembrano scontati nel nostro paese, come finalmente una norma chiara sul conflitto di interesse che ne rende illegittimo ogni atto amministrativo in presenza del quale ci sia un soggetto pubblico che svolga un'istruttoria, che sia responsabile del procedimento, che esprima pareri e che si trovi in una situazione di conflitto di interessi e che impone la nomina dei vertici amministrativi in soggetti che non si trovino in conflitto di interessi anche per essere ai vertici o per aver partecipato a essere stati i vertici degli enti privati controllati dalle amministrazioni. Quindi direi che questa situazione in cui versa l'amministratore delegato di Veneto Strade, presidente della commissione DIA, segretario generale infrastrutture, dovrà fare i conti con la legge anticorruzione. Ma io francamente non ho altri, questi sono i due aspetti sui quali giuridico-amministrativi che mi pare siano i più rilevanti. Devo dire che
La discussione di questa sera mi è piaciuta anche perché sono legato, come molti di voi, a questo parco Langer, sia perché era un parco che qualcuno di noi ha frequentato quando si chiamava il parco dell'ex Tirassegno, dove molti avranno giocato a calcio, e che ha preso il nome da un grande filosofo dell'ambientalismo che ho avuto l'onore di conoscere, che era Alex Langer. Grazie a tutti. Grazie, sentito ovviamente all'avvocato Cerutti per la competenza e l'altro profilo del suo intervento. Bene, a questo punto io aprirei il dibattito, chiaramente darei la parola al pubblico qui presente con una raccomandazione, certo. Anzi, passerei già la parola alla consigliera Michela Furin, che si era già prenotata. Si vieni fuori così ti sentono meglio. Ecco, raccomando a tutti la puntualità in termini appunto di tempistica, quindi stiamo nei 5 minuti possibilmente, in modo che così parliamo tutti. Buonasera, io parlo in veste di tecnico, non di politico, perché volevo fare alcune puntualizzazioni tecniche sia sul progetto che è stato approvato e inserito nel PAT, sia un minimo di valutazioni di quello che è stato invece l'iter dal 2003 ad oggi per quanto riguarda i costi delle realizzazioni della tangenziale est e il progetto del passante nord. Allora, per quanto riguarda l'opportunità o meno del passante, qui si parla sempre, lo facciamo a sud, a nord quanto a nord. Io credo che il primo punto sia quello appunto di capire se effettivamente serve questo passante. I dati di valutazione del passante risalgono al 1987 per quanto riguarda i flussi del traffico. Questi dati dell'87 sono stati utilizzati per giustificare il tracciato del 2003. Nel nuovo progetto del 2012 si fa riferimento ai dati del 2003 che si riferiscono all'87. Quindi noi continuiamo a fare valutazioni sui flussi del traffico su una situazione che è completamente cambiata dal punto di vista urbanistico, di sviluppo della città e di anche sistemi viabilistici, perché appunto con l'apertura del casello di Villa Marzana tutto il traffico pesante che attraversava la città, come è stato detto prima, in realtà non la attraversa più. Però sono i dati di partenza per giustificare il passante. Quindi, adesso facendo un paragone mi allaccio anche a quello che aveva detto l'intervento prima il dottore. Sembra quasi che noi vogliamo fare un intervento chirurgico utilizzando le analisi del sangue di 20 anni prima. Uno prima fa tutte le analisi, fa le visite specialistiche e poi si valuterà se serve l'intervento. Qui invece si dice no, bisogna fare l'intervento perché i dati del traffico di una relazione dell'87 dice che i flussi del traffico sono di 9.000 veicoli al giorno e che quindi serve il passante per snellire il traffico. Quindi questo è il primo punto in cui noi dobbiamo chiedere a Veneto Strade, che deve essere lui a dimostrare che serve quel passante, non i cittadini che devono trovare le prove per dire che non serve. Quindi questo credo che sia la prima osservazione su cui tutti quanti dovremmo riflettere. Dopodiché, se dimostrerà che serve, allora valuteremo dove servirà maggiormente realizzarlo. Altra cosa, passando invece ai costi dell'opera. Noi abbiamo il primo progetto, appunto del 2003, che prevedeva non solo la realizzazione del passante nord a sud del Ceresolo, ma anche il sistema della tangenziale, quindi di via Tre Martiri, con una serie di sottopassi, sovrappassi, bretelle nuove. Allora il costo dell'opera era di 16 milioni di euro, solo i costi delle opere da realizzare senza il quadro economico successivo. Di questo progetto da 16 milioni non sono state realizzati i sottopassi, le bretelle, è stata realizzata al suo posto la rotatoria.
del passante nord è stata realizzata tutta la zona da consorzio di bonifica lungo via Calatafimi, la parte diciamo da Sarzano fino alla statale, non è stato realizzato l'ultimo tratto di passante. Si sono risparmiati i soldi per quasi 6 milioni di euro, quindi da 16 milioni il progetto avrebbe dovuto costare 10. Nel 2004 viene fatta la rotatoria, viene proposto il progetto su via Calatafimi, il costo delle opere sono 17 milioni e mezzo, quindi abbiamo un progetto semplificato che costa esattamente come quello delle sovrappasse e delle rotatorie. Di questi 17 milioni Vernizzi dice che il progetto su via Calatafimi non è conveniente dal punto di vista economico, che costa di più rispetto al nuovo progetto che ha presentato. Allora, su via Calatafimi la soluzione era di 1.200.000 euro, il nuovo progetto a sud del Ceresolo è di 3 milioni e mezzo di opere, quindi non capisco dove dica l'economicità a sud invece che a nord, al di là appunto sempre il punto fisso che bisogna dimostrare l'utilità di questo intervento. Quindi noi abbiamo avuto un importo lavori di 17 milioni di euro, non è stato realizzato l'ultimo tratto terminale, se ne è occupato tutto Veneto Strade, su via Calatafimi c'è stata anche avviata una procedura di esproprio, i residenti hanno fatto ricorso al TAR e hanno perso. C'era un progetto non solo esecutivo, ma è stato dato un appalto a delle società che dovevano fare il progetto esecutivo e realizzare l'opera. Si è interrotta e non è stato più fatto niente e sono stati spesi complessivamente 28 milioni di euro. Ecco, perché il quadro economico del progetto definitivo era di 28 milioni di euro. Il Comune ne ha messi 8 milioni. Il Comune non ha la contabilità di questo cantiere, non ha niente. Qui Veneto Strade ha dato in appalto il progetto esecutivo, l'hanno realizzato parzialmente, hanno speso gli stessi soldi pur avendo realizzato 10 milioni in meno di opere e il Comune di Rovigo non ha mai chiesto conto di come sono stati spesi gli 8 milioni, che è quasi un terzo dell'importo delle opere. Anche questo, cioè, progetto che è partito dal 2004, chiuso nel 2008-2009, gli amministratori di allora se ne sono sempre fregati di una contabilità dove chi realizza meno opere spende di più e nessuno ha chiesto il conto. Quindi errori ne sono stati compiuti in passato. È un progetto che nasce con la giunta Avezzù, prosegue con la giunta Merchiori, adesso va avanti con la giunta Piva, per cui c'è una concomitanza anche di sbagli e errori trasversali, diciamo siamo in campagna elettorale bipartisan, quindi non c'è niente. E adesso, quindi con un progetto esecutivo cantierabile approvato, si torna a un progetto preliminare a sud del Ceresolo. Io domando, qui c'è anche l'ipotesi di un danno erariale? Pensiamoci. Perché ci dà anche là, diciamo, l'occasione per il sistema andare avanti. Se questo è un sistema di continuare ad andare avanti così. No, volevo dire appunto colgo l'occasione perché per fare un portavoce della richiesta dei comitati affinché i membri di giunta, siccome appunto Vernizzi ha fatto delle dichiarazioni istituzionali di questo tipo, dice che la questione dei costi sarebbe un affare esclusivo tra il suo ente e le imprese. Cioè, noi rimaniamo sconvolti, non ho altre parole. Ecco, ufficializziamo in questa sede, c'è stato già fatto anche il consiglio comunale eccetera, il fatto che i comitati vogliono, non solo i comitati ma i cittadini, credo che possiamo parlare veramente a nome dei cittadini, non so se vi date questa possibilità. Noi chiediamo di vederci chiaro, chiediamo di sapere come i nostri soldi vengono spesi e chiediamo che tutto quello che è successo dentro quegli uffici, nei rapporti tra uffici e imprese, emerga alla luce del sole.
Quindi vediamo, chiaramente i consiglieri comunali mi sembra di averli visti solo di opposizione, non mi sembra di aver visto consiglieri di maggioranza, comunque non importa, non ho visto assessori, non ho visto nemmeno sindaco, non importa, chiediamo che la Giunta immediatamente chieda domani a Veneto Strade l'accesso alle contabilità finali di tutti gli stralci e a tutte le varianti realizzate in corso d'opera per capire come per magia a ridursi delle opere aumentano i costi. Siamo al delitto. C'è qualcuno? C'è parola a voi? Allora, conoscete, intervengo come comitato diritto alla città, di cui sono un esponente, per dire alcune cose molto importanti. Intanto bisogna fare un apprezzamento al comitato diritto alla città e a tutti i comitati che si sono formati recentemente, non solo sulla questione della passante, ma su tantissime altre questioni. Noi è da più di un anno che alcuni di noi stanno lavorando davvero tantissimo, che si stanno impegnando per portare all'attenzione della città alcuni temi poco discussi, poco conosciuti e assolutamente non esiste nessuna informazione. Noi siamo partiti, se vi ricordate, con la vicenda della chiusura del Corso del Popolo, cioè scusate la riapertura, ci siamo opposti, abbiamo lavorato perché questa amministrazione, perché ci siamo accorti che questo comune, scusate, abbia un regolamento per poter fare i referendum locali, anche se consultivi, ma comunque che ci sia uno strumento di partecipazione, che comunque questo comune, questa amministrazione ha fatto, grazie anche alla spinta e al lavoro che hanno fatto i comitati, per cui abbiamo anche la possibilità, dietro questa vicenda, qualora le cose lo modifichino, di utilizzare anche gli strumenti, lo strumento del referendum locale. Chiaro che comunque ha un parere consultivo, ma in ogni caso è una consultazione che ha ovviamente valore, sapendo che comunque noi speriamo che la conclusione su questa vicenda ci sia. In termini ovviamente che questa amministrazione risponda alle richieste che fa la città. Ci siamo anche impegnati su altri versanti e uno importante, io credo che una metodologia che abbiamo chiesto, che diceva prima anche Matteo Ceruti, cioè la metodologia che le scelte importanti che si vanno a fare su questa città siano verificate preventivamente con la società civile, con i comitati, con le loro espressioni. È una metodologia che abbiamo chiesto in molteplici incontri, ma tutto questo non è mai stato rispettato. Vi dirò addirittura per giustizia che come comitati abbiamo incontrato l'assessore Bimbatti alcuni mesi fa e gli abbiamo chiesto di fare un consiglio comunale prima della conferenza dei servizi per poter ragionare con la città prima di trovarci di fronte a delle decisioni, anche se ovviamente la conferenza dei servizi decisoria ci dovrà ancora essere. Allora, io dico due cose, due domande che mi pongo e che ci poniamo noi tutti. Bene, se questa amministrazione perseguirà, andrà avanti sul fatto di voler fare questo tracciato sul Parco Langer, allora quale sarà la nostra posizione? Perché non è detto che rispetto a tutto il lavoro che noi stiamo facendo, stiamo svolgendo, ci sia un cambio di marcia, un cambio di posizione su questa questione. Noi stiamo facendo il pressing, come state vedendo, migliaia di firme, le manifestazioni, l'utilizzo dell'area del Bosco Langer, attraverso manifestazioni importanti tipo la marcia provinciale per la pace, abbiamo fatto delle feste anche dietro Casa Serena, se vi ricordate, abbiamo fatto tante altre assemblee molto partecipate, cioè più di così cosa dobbiamo fare? Quindi dico io, nel momento in cui noi andremo a verificare che tutto questo non cambia, allora a quel punto, cari signori, bisogna dare nome e cognome alle responsabilità e anche quindi decidere di conseguenza cosa vogliamo fare di queste responsabilità, di che cosa vogliamo dire. Perché io credo che su questa questione, anche dal punto di vista politico, non dobbiamo essere generici, bisogna dire le cose come stanno. È chiaro che comunque, detto questo, spetta a noi avere la capacità di andare avanti con la metodologia che abbiamo portato questa sera, valutazioni competenti, interventi competenti,
che dimostra che c'è una società civile valida. Poi io pongo un altro quesito, ma questa area, vi ricordate tutti, è un'area la cui competenza è del demanio militare. Quindi non è un'area del demanio pubblico, civile, non è un'area di questo comune di competenza, tra l'altro è scaduta la concessione e vorremmo capire, è da non so quanti mesi che lo chiediamo, perché è stata lasciata scadere quella concessione, che ovviamente questa amministrazione aveva previo, questa o le altre amministrazioni, previo un canone annuo. Allora, se questa è di proprietà militare, come fanno a utilizzare questa area se pare che per fare un passaggio da demanio militare a demanio civile o pubblico, non so quant'è un regime, sicuramente non ci vorrà qualche mese, ma ci vorrà del tempo? Questa è la domanda che io pongo. Allora anche qui siamo su una situazione, diciamo, come dire, illegittima. Ecco, queste sono alcune riflessioni che faccio e poniamoci il problema: se le cose non cambiano, che cosa faremo? Grazie. Prego. Forse lo stanco. Aspetta che c'è la fila. Siamo Rivellari, sono segretario del Partito Democratico, non intervengo quindi da tecnico perché non ho il titolo, ma insomma da cittadino e da politico. Volevo nel tempo che ci è concesso fare un paio di valutazioni preliminari. Una che mi è stata stimolata anche da un intervento che mi ha preceduto, e il senso è questo: si diceva questo dibattito intorno a questo intervento è nato e si è sviluppato dentro le forze politiche, diciamo a ruota o in coda a quella che è stata l'iniziativa forte e sentita dei comitati, ed è un rilievo che trovo fondato, insomma, che riguarda tra l'altro probabilmente non solo Rovigo ma anche la condizione del nostro paese oggi, insomma. I partiti di massa, quelli storici possiamo chiamare, che hanno svolto la loro attività fino a prima di Tangentopoli, avevano una parola magica, forse, che era piano, ed erano abituati, insomma, molto più dei partiti attuali a discutere sulle scelte urbanistiche e progettuali. Forse questa è è un portato che dovremmo necessariamente riattivare e riassumere con forza, cercando il coinvolgimento dei cittadini su quelle che sono scelte che, come veniva ricordato, hanno un forte peso anche rispetto al futuro della città e anche di una città come Rovigo. Altro elemento interessante che sottolinea, ahimè, una vacanza anche della politica di questi anni è il tema della partecipazione. È evidente che nel futuro credo dovremo andare incontro sempre di più ad un'urbanistica di tipo partecipativo, e rispetto a quella vacanza degli istituti di partecipazione a cui faceva riferimento Ceruti, esistono già oggi, insomma, in paesi come la Germania ma anche la Spagna, strumenti come le cosiddette cellule di pianificazione che coinvolgono direttamente i cittadini dai 18 fino ai 90 anni nelle scelte urbanistiche, ma anche in quelle in materia di rifiuti, insomma tutte le scelte che hanno una valenza importante per lo sviluppo delle città. Detto questo, ovviamente sottolineando la necessità di recuperare su questi fronti, oggi il nostro partito stamattina ha lanciato questa idea. Abbiamo la possibilità di utilizzare uno strumento che lo statuto di questo comune ci consente, ed è lo strumento referendario, la possibilità di attivare con poche firme, insomma, un referendum consultivo che potrebbe essere, per quanto riguarda, insomma, l'intervento del passante, un'arma di pressione intelligente e popolare rispetto alle scelte dell'amministrazione. Altro elemento di considerazione, insomma, la posizione che è emersa dal nostro partito, la conoscete, è di contrarietà rispetto a quello che l'amministrazione ha proposto nel merito e nel metodo. Nel merito per quelle contraddizioni che sono emerse ampiamente anche dal dibattito di questa sera e che riguardano non solo l'assetto del territorio, ma anche la salute, ma anche l'ambiente, la difesa di un luogo di pregio come Parco Langer. Su questo non tornerò, insomma.
anche se apro una parentesi, sono tra quei cittadini che, se dovesse scegliere tra l'alternativa che poneva prima Costantini, mi pare, ecco, tra il passante e la messa a norma di Boara e Viale Porta Adige, sceglierei quella opzione, perché sono tra i tanti che arriva a Rovigo da Padova ogni giorno e trova parecchia confusione, insomma, in quella zona e anche un po' di pericolo, insomma, come automobilista. Detto questo, il merito è stato ampiamente spiegato questa sera, ma io vorrei aggiungere anche il metodo, il modo in cui questa amministrazione, qui non per buttarla in politica, ma siamo obbligati a dirlo, il modo in cui l'amministrazione ha rifiutato il confronto ed è un chiaro esempio di opacità e anche di inadeguatezza amministrativa. Insomma, il ruolo assolutamente non chiaro di Veneto Strade, è stato detto ente strumentale che ha agito non da esecutore ma quasi imponendo, insomma, questa scelta rispetto all'amministrazione, e la fuga del sindaco di fronte alle sue responsabilità, insomma, un modo, come dire, autoritario di far passare e di calare questa scelta sulla testa dei cittadini e di chi, come me, risiede in altro comune ma usufruisce ogni giorno della città. Quindi il tentativo, quello che vorremmo provare a fare, è stare, anche come partito, come forza politica composta da cittadini, dalla parte della città di Rovigo. Se vuoi venire tu, prego. Buonasera a tutti, io mi chiamo Erika Alberghini, sono una cittadina della Commenda Est, quindi un quartiere direttamente interessato dalla passante nord. E in realtà abito, non si sente? Si sente, sì. Ah, è da là? Forse non funziona bene il microfono. E in realtà abito a Rovigo da pochi anni, vengo da un'altra provincia e anche da un'altra regione, quindi magari offro il mio sguardo esterno alla situazione. E quando mi sono trasferita qui circa 4 anni e mezzo fa, sono andata a vivere in una casa che si affaccia purtroppo con il retro della facciata sulla tangenziale Ferrara-Padova, però mi hanno detto, beh, tranquilla, tanto comunque è abbastanza distante, non dà fastidio. Poi invece hanno cominciato ad ampliarla verso le case, però mi hanno detto tranquilla, tanto comunque verranno rimessi le alberature, verranno messi i pannelli fonoassorbenti e non si sentirà più nulla. Questo non è assolutamente accaduto, perciò io d'estate, dopo con le finestre aperte, alle 5 del mattino mi sveglio e chiudo le finestre, mi chiudo dentro, perché naturalmente il rumore, quando cominciano a transitare i mezzi pesanti che passeranno anche lungo il passante nord, vi assicuro che si sentono, anche se dietro di me c'è un'altra fila di case prima della tangenziale. Di conseguenza posso capire, insomma, la preoccupazione rispetto a questo tipo di opera che rischiamo venga appunto realizzata. E venendo ad abitare a Rovigo mi sono resa conto di avere a che fare con due città. Da un lato la città che purtroppo spesso nega gli spazi vitali, gli spazi veri e propri materiali tra le strade e le case, perché girando per i quartieri, ma anche all'esterno delle strade, sulle direttrici principali che collegano la città alle altre località della provincia, si vedono tantissimi edifici costruiti proprio direttamente sulle strade, anche edifici costruiti da poco. Vedo delle strade con i balconi affacciati sui ponti, vedo dei palazzi che sono stati costruiti sugli incroci di semafori parecchio trafficati, come svincolo, diciamo, tra vie importanti. Perciò ho pensato che nel momento in cui si proponeva una strada come il passante nord, forse l'amministrazione non si preoccupava troppo di coinvolgere i cittadini prima della progettazione e dell'autorizzazione di quest'opera, perché tanto probabilmente qui siamo un po' abituati ad avere le strade che ci vengono costruite addosso e quindi l'avremmo fatta passare liscia.
Poi dall'altro lato invece vedo un'altra Rovigo, che è la Rovigo delle ciclabili che collegano benissimo la città con il contado, che danno possibilità di avere spazi veri da usufruire per incontrare i cittadini, per poter fare una passeggiata col cane, per poter addirittura fare sport. In effetti una ciclabile attrezzata, delle ciclabili attrezzate come le nostre, o dei parchi come il Parco Cibotto attrezzati come i nostri non si vedono facilmente. Così come la Cometa Est è un quartiere che sembra costruito un po' in base ai principi delle città giardino, no? Dove ci sono le case immerse nel verde, per passare da una parte all'altra del quartiere attraversi anche dei parchi, e tutto questo dà una qualità di vita che per chi ce l'ha forse la dà per scontata, per chi non ce l'ha effettivamente non può neanche essere immaginato cosa significa. Cioè sicuramente una proposta urbanistica molto importante, assieme a quella proposta urbanistica di cui avete parlato questa sera, della cintura verde che avrebbe dovuto circondare la città in uno dei progetti del piano regolatore. Pochi giorni fa leggevo sul giornale un articolo di un rappresentante di un'associazione edile della città, che diceva che in realtà a Rovigo è ancora possibile costruire, ci sono circa un centinaio di ettari che è ancora possibile sfruttare per costruire delle case che spesso noto comunque vuote, sfitte, naturalmente adesso con la crisi che c'è non è facile acquistare case ex novo. Sembra che comunque tutto questo rientri nell'ambito di un discorso di speculazione del cemento e di considerare solo il cemento come un business, senza mai preoccuparsi invece di capire quali sono gli altri fattori che possono dare la qualità di vita che necessariamente una città deve avere, anche perché non ci dobbiamo dimenticare che gli amministratori hanno comunque delle responsabilità precise verso i fattori inquinanti di cui si parlava. Cioè, ad esempio, è stato istituito tra i sindaci aderenti all'ANCI italiana il patto dei sindaci, ovvero quel patto per cui i principi del protocollo di Kyoto, gli obiettivi del protocollo di Kyoto sono stati acquisiti dai sindaci e devono essere rispettati, cioè gli obiettivi del 20-20-20, quindi la riduzione della CO2 del 20% entro il 2020, perché l'Europa ha valutato che proprio le città hanno la responsabilità principale dell'inquinamento, perché la città è quella dove si concentra la vita umana e una concentrazione di persone in uno stesso luogo crea inquinamento a causa del riscaldamento, a causa del trasporto tramite le automobili, quindi non sono solamente le industrie ad inquinare, ma sono anche le attività umane e la vita umana in un luogo concentrato. Di conseguenza i sindaci devono assumersi questa responsabilità e cercare di trovare tutte le strategie per diminuire l'impatto ambientale che creano. Certamente piantare alberi in modo per assorbire l'anidride carbonica, e quindi questa sarebbe una delle soluzioni auspicabili che venissero attuate con una visione più lungimirante, dove si fa della città, tra l'altro, quella che per i cittadini diventa la casa comune, un luogo in cui viene garantita la sicurezza, perché sulle strade non è certo garantito, più strade ci sono, più automobili ci sono, si sa, più aumentano gli incidenti e meno la percorribilità di queste strade se non sei in automobile. La sicurezza, quindi la salute e la salubrità del luogo, l'ampiezza degli spazi e anche gli spazi di incontro, cioè queste sono le cose che nella casa comune noi vogliamo, e non certo una casa, un luogo da vivere solamente in automobile, soprattutto mi sembra assurdo proporre per una città così piccola come Rovigo, dove appunto è possibile spostarsi agilmente almeno all'interno della città in maniera agile anche in altri modi. Concludo dicendo che rispetto a questo discorso e rispetto anche alla proiezione dei quadri che sono stati fatti prima, mi viene in mente, ci sono ancora, mi viene in mente un'altra opera artistica interessante che ci parla del rapporto tra la città e il contado, ed è rappresentata da una pittura senese che parla degli effetti del buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti, dove vediamo la città precedente al Rinascimento, la città medievale, ben amministrata, con un buon rapporto con l'ambiente circostante, dove si vedono i cittadini felici che ballano nelle piazze, parlano, si incontrano, e il contado dove il contado ben amministrato, dove c'è una bella gestione dei boschi, i campi sono coltivati e tutti sono felici. Poi c'è la città mal amministrata, dove a causa della scarsa lungimiranza, del cattivo governo, i cittadini sono infelici,
non ballano per le strade e il contado è abbandonato, non produttivo e non fertile. A noi sta la scelta della città che vogliamo avere. Molto bello da cittadina. Prego, chi vuole intervenire? Ah sì, l'assessore così, l'assessore provinciale. Mi raccomando i tempi, mi raccomando sempre 5 minuti perché magari poi sono già le 11:30. Non è una sede della politica, ma è solamente una brevissima informazione che mi sento di dire. Bene, per diverse motivazioni che non sto qui ad elencare perché altrimenti avrei troppo, la provincia nella sua interezza collegiale della giunta ha espresso parere negativo per quanto riguarda il tracciato sul parco Langher a sud del centro. Questo è per chiarezza di tempi di conseguenza. Però vorrei anche esprimere un mio pensiero e termino. Il mio pensiero è questo, che per costruire un pezzo di strada ci occorrono 6 mesi. Per costruire e per realizzare un bosco occorrono 30 anni. Io vorrei lasciare ai miei nipoti, ai miei figli, una strada in meno ed un bosco in più. Grazie. Grazie professore per questa dovuta precisazione. La provincia ha preso le distanze da questo progetto, è giusto che i cittadini lo sappiano. Non so poi se con un voto contrario, con un'espressione contraria della provincia, poi il progetto possa andare avanti comunque. Questi sono, come dire, conosco appunto i meccanismi procedurali delle conferenze dei servizi. Mi lascia perplesso, insomma, però dobbiamo fare questo parere contrario se fosse da. Allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione della serata. Se ci sono degli altri interventi, diamo la parola anche all'assessore regionale. Scusi consigliere regionale, che ho promosso indebitamente. Voglio prendere lei brevemente per una questione, una questione che è stata 10 giorni fa, abbiamo presentato come gruppo democratico di regione una apparente banale interrogazione che pone 3 problemi. Uno, chiediamo intanto che in base a che cosa Veneto Strade si sostituisce di fatto un'amministrazione pubblica. Secondo, chiediamo conti, procedure, spese e ci sia fatto poco. Terzo, ma non è un elemento sì implicito ma citato anche nelle premesse, diciamo il ruolo che è stato citato più volte di Vernizzi e che ci appare quantomeno diciamo, sul filo della legittimità, quantomeno insomma, se non del tutto diciamo, contraddittorio e legittimo. Questione che peraltro si propone anche in altre parti del Veneto, c'è da dire, su altre vicende analoghe. Quindi su questa apparente interrogazione rispetto alla quale si devono dare determinate risposte nero su bianco, poi dopo non è per dire ci hanno risposto chiuso. Dopo, rispetto a quelle risposte, intendiamo, proprio come gruppo democratico, attuare anche altre iniziative proprio per diciamo, dare una risposta concreta in termini anche amministrativi a questa vicenda o vicende analoghe che si possono diciamo, presentare. Infine, e chiudo, non è proprio del tutto vero che la precedente amministrazione non ha chiesto nulla in termini di costi eccetera, perché c'è da dire che su questo invece abbiamo fatto le dovute richieste e siccome c'erano dei contratti aperti, dei cantieri aperti, delle contabilità da terminare, delle varianti in essere, insomma alla fine la cosa veniva fornita, punto. Questo è quanto diciamo c'era stato non solo detto ma rispetto alla quale avevamo sollecitato, giusto per completezza di informazioni. Certo si poteva fare di più, si può fare di meglio, credo che non sia mai troppo tardi, anche se quella considerazione giustamente posta dall'avvocato Ceruti che viene in coda a una certa sensibilità, una certa partecipazione, pone qualche limite diciamo, però non è mai troppo tardi perché credo che nel caso di specie si possa fare meglio e soprattutto i fondi che sono a disposizione di questa città per migliorarne la viabilità diciamo,
strutturali in qualche modo che ruotano attorno alla città non vadano persi e siano utilizzate nel miglior modo possibile e soprattutto partecipate in maniera condivisa. Allora, se non ci sono altri interventi, vista l'ora, io andrei anche a concludere la serata. Io intanto ringrazio tutti per l'attenzione che avete prestato, per la grande attenzione di tutti gli argomenti, tutte le relazioni che sono state trattate. Mi farebbe da dire, innanzitutto direi una cosa, l'importanza della partecipazione, l'importanza del ruolo del cittadino attivo ha fatto sì che su questa opera ci siano accesi i riflettori e che quindi ci sia forse, noi ci auguriamo veramente, la possibilità che questo progetto venga tolto dal tavolo e che questa minaccia venga scongiurata. Le opere pubbliche hanno, come dire, come premessa, hanno come logica, diciamo, l'utilità per la popolazione. Se non c'è questa, chiaramente non possiamo parlare di opera pubblica e quindi andremo completamente fuori dal seminario. Con le casse vuote delle pubbliche amministrazioni pensare di realizzare opere che non solo non servono, ma addirittura sono dannose e rappresenterebbe una vera follia. Chiudo con un appello dicendo che appunto è solo ed è fondamentale. Sì, un po' di cose da ricordare. Una delle cose fondamentali che voglio ricordare è un appello che rivolgo a tutti voi. Io credo che voi siate qui perché siete interessati a conoscere, a conoscere i soldi della città, a conoscere come viene governata e a partecipare alle scelte che la riguardano. E quindi vi invito a aggregarvi al lavoro che fanno i comitati, perché i comitati siamo noi, insomma, siete tutti, sono coloro cittadini che finalmente da una posizione passiva passano a una posizione attiva. Non è accettabile lamentarsi e basta della situazione, cioè ha poco senso, per non dire nessun senso. È invece fondamentale che il cittadino passi da questo ruolo e io credo che questo è un po' il nodo della faccenda, si smetta di coniugare la partecipazione esclusivamente come un diritto, ma si inizia a vederlo come un dovere del cittadino. Cioè finché noi non vorremmo, non inizieremo, come dire, a interessarci di tutto quello che ci riguarda, delle scelte che ci riguardano, eccetera, ma delegheremo dei politici a farlo attraverso una X che mettiamo su una scheda elettorale, le cose non cambieranno. Quindi un appello a voi a partecipare, una nota informativa. Noi ci troviamo come Comitato Diritto alla Città proprio qui sopra, alla sede del WWF, che appunto ringraziamo anche per questo Edi che mette a disposizione questo spazio, il WWF di Rovigo. Ci troviamo tutti i giovedì alle ore 18 e quindi vi esorto veramente a partecipare. I comitati sono aperti, anzi non solo sono aperti, ma chiedono a gran voce di essere assistiti, di avere una collaborazione, di avere una partecipazione e quindi questo è fondamentale. Un'altra nota di servizio: il 13 di febbraio presso la sala della Pescheria Nuova si terrà un altro dibattito importante, un'altra conferenza, diciamo così, che stiamo ancora organizzando e definendo, alla quale parteciperà l'onorevole l'eurodeputato Andrea Zanoni, che si è fatto parte attiva nella questione del passante, presentando un'interrogazione alla Commissione Europea proprio sul discorso del conflitto di interessi di Vernizzi. Sarà un'occasione per parlare delle varie problematiche che riguardano Polesine, quindi non solo il passante nord, che tra virgolette è importante per Rovigo, ma come dire, nel contesto generale della regione è uno dei tanti tasselli. Si parlerà anche e soprattutto della Nogara Mare, signori, che è un altro progetto che ci incombe sulla testa, minaccioso, che vuol dire privatizzare, dare ai privati una cosa pubblica, dare ai privati dei proventi che derivano da una cosa pubblica. Questa è una cosa inammissibile, avremo modo di approfondire anche questo argomento. L'altro tema, l'altro aspetto che riguarda il Polesine, che voi tutti conoscete per le battaglie che sono state svolte, dall'avvocato Matteo Cerutti, è la questione della conversione a carbone della centrale Polesine Camerini, e quindi anche su questo credo che sia un altro elemento da 90 che pesa sul Polesine e che è un progetto da affermare con tutte le nostre forze e tutte le nostre energie. E di conseguenza vi invito a partecipare a questo incontro. Ricorda il 13 febbraio, che è di mercoledì, presso la sala della Pescheria Nuova di Rovigo, naturalmente.
Non so se Vincenzo voleva aggiungere qualcosa. Martedì e mercoledì c'è consiglio comunale, io invito i cittadini a presenziare, ad ascoltare quello che dicono i nostri amministratori. Martedì e mercoledì? Martedì e mercoledì prossimo. Scusa. Sì, no, se volete intervenire. Scusa un attimo. Sulla questione della mozione, vorrei dire una cosa. Vai, com'è? Girati di qua, Carlo, girati di qua. Sì, sulla mozione che è stata presentata, mi pare, dal gruppo consigliare del Partito Democratico, che in linea di principio ovviamente ci trova assolutamente d'accordo, però noi lì facciamo un forte invito a valutare attentamente le possibilità che tale mozione passi, perché se dobbiamo farlo solo come testimonianza e poi perdiamo, si ritorce contro, per cui valutate attentamente se è il caso di metterla in votazione o no. Se lo si fa è per vincere, non per perdere. Beh, giustissima valutazione. Io posso sottoscrivere in pieno quello che hai detto. Sì, muoviamoci bene per evitare di Carlo, scusami, bisognerebbe anche dire che all'interno dei comitati questa mozione l'abbiamo esaminata e l'abbiamo anche valutata e avremo preso anche una decisione. Non voglio essere io quello che tutte le volte dico le cose, però Carlo ha ben interpretato il nostro pensiero. Teniamo conto, signori, che non possiamo chiaramente concentrare tutta la discussione. Io avrei tante altre cose da dire come comitati sull'argomento, quindi veramente il tempo non basta. Volevi dire qualcosa? Magari chiudiamo e salutiamo proprio perché la ringrazio in modo molto breve, sono Montagnolo Angelo, consigliere comunale. Ragazzi, però tengo a far presente questo, che portare la discussione all'oggetto all'interno del Consiglio Comunale non è stato così facile, perché abbiamo dovuto ricorrere alla sottoscrizione di tot firme e fino a 12 ore prima di trovarci in Consiglio Comunale non si voleva che questo fosse fatto come previsto dal regolamento aperto, ossia dove i rappresentanti dei comitati possono prendere parola e posizione. In conferenza dei capigruppo, siccome non è una stanza riservata, si può anche dire, questa proposta che voi vedevate in Consiglio Comunale a prendere parola dava molto ma molto fastidio. L'oggetto è stato trattato in passato negli ultimi mesi per 3 volte da parte di interrogazioni di interpellanza da parte dei singoli consiglieri al sindaco, e su questo si è espresso in modo chiaro qual è la scelta che lui vuole percorrere, ossia piuttosto che un'opera rimanga incompiuta, costi quel che costi, si deve completare l'anello, così come proposto, senza citare il nome, ma l'intendimento era di Veneto Strade, ossia a sud del Ceresolo. Noi, probabilmente andando in dissenso anche di quelli che potrebbero essere gli orientamenti foresti, e me ne scuso di questo, però siamo intenzionati di portare l'argomento, perché è già inserito all'ordine del giorno, della mozione in Consiglio Comunale per martedì pomeriggio, nell'approssimarsi della sera. E anticipo già cosa succederà, che dopo 3 ore di seduta in Consiglio Comunale, anziché trattare il tema, gran parte dei consiglieri saranno presi dal morso della fame e per non trattare l'argomento prenderanno la borsa e se ne andranno, cosa già vista e rivista. La nostra preoccupazione era che non solo mia, anche di molti altri consiglieri che però non erano la maggioranza, che Veneto Strade faccia la scelta al di sopra del Consiglio Comunale, perché questa era ed è la strategia. Chi ha avuto la volontà e il coraggio di dissentire su questo intendimento l'ha pagata in Consiglio Comunale, quella famosa riunione che si citava dal sindaco, con la testa. Gli è stata posta sul ceppo e gli è stata tagliata, decapitata, e fare riferimento è il capogruppo di maggioranza relativa, cosa che non è degna. Pertanto
qualsiasi altra voce della maggioranza che si leverà in dissenso sarà estromesso, posto ai margini. Noi siamo disposti a sfidarli su questo, sapendo che succederà quanto vi ho già anticipato. Potrete venire a assistere che... Perché non fai i nomi, compagno? Fai i nomi. Basta venire in consiglio comunale e si vedrà. E fai i nomi, si tratta. Li conosciamo questi consiglieri. Si farà cadere la maggioranza, il numero legale, e pertanto la questione verrà rinviata dopo il 23 di febbraio, verrà rinviata fin tant'è che troveranno l'accordo della maggioranza per dare il benestare a questo tracciato. A questo punto non ci resta altro che percorrere la strada, e che l'abbiamo definita grazie a voi comitati, di predisporre il regolamento per ricorrere al referendum. Foresti, tu l'hai citato, ti anticipo già anche adesso quel che succederà. Mi sembra di avere la sfera di cristallo, che essendo un tema che è di oggetto di pertinenza al di sovracomunale, perché abbiamo due classificazioni di strade, pertanto che è in mano a Veneto Strade, e pertanto l'eventuale raccolta di firme o proposta per ricorrere al referendum ci verrà cassato anche questo. A questo punto dobbiamo tenerci pronti con tutte le armi e strumenti e la mobilitazione, perché questa proposta di sventrare un quartiere della commenda e mettere a pregiudizio tutti i poli scolastici e le strutture sportive, e non in ultima l'IRAS, compreso il parco, non deve assolutamente passare. Bravo. Allora, diciamo che ognuno nelle proprie autonomie fa quello che vuole, però se i comitati hanno un lavoro linea vanno avanti su. È ovvio, questo lo do per scontato. Allora, intanto penso di poter esprimere una certa soddisfazione per il fatto che l'assemblea è stata partecipata e sentita. I fronti aperti sono molte città, e quindi dobbiamo tenere, come dire, sempre gli occhi molto aperti, perché vengono avanti molte altre problematiche. Ancora un'esortazione a partecipare e chiaramente un ringraziamento a tutti i relatori che hanno reso significativa questa serata. Buonasera a tutti.